Ok, allora. Spegniamo le luci. E che ci fa davanti al PC? Venga in live. Vieni a te pigliare la Wick. Vieni. Allora, intanto inizio a caricarlo. Buonasera a tutti. Allora, vediamo un po'. Che codec in sovraccarico? Che succede? Ma perché oggi non riesco a fare niente io? Perché? Perché? Ok, si è ripreso, a posto. Ah, speriamo sta giornata finisca presto. Allora, penso che a breve dovrebbe apparire l'uomo che tutti desideriamo avere in questa live. Ok, sembra stia reggendo. Allora, inizio a caricare. Ok, si stava un pochino bufferando, però è andato bene, dai. Ok, perché? Perché? Che sta passando stasera? Ah, ma stai pure col P5, cosa vuoi? Cosa vuoi? Ah, voglia fa. Posseduta Jessie. Che cazzaro è successo? Allora, vediamo un attimo se per caso sono le impostazioni. Dai, che sta venendo anche Christian e ci vogliamo divertire. Dai, control. Dai, PC più che altro. Allora, la chat si è chiusa. Sarà una lunga serata questa. Lunga, veramente molto lunga. Oh, i Cree! Christian, allora, aspetta, metto la chat a schermo. Scrivi adesso così ti riesco a leggere. Cree, ti avviso, è una giornata estremamente problematica. Qualunque cosa io provi a toccare nella giornata odierna si blocca tutto. Non so da quanto tempo non ci vediamo. E se riusciamo a fare la live stasera, perché Crida stamattina penso che la presenza oscura mi si stia mettendo un pochino contro per tutta una serie di cose che sono accadute da stamattina. Non so se hai visto 2 minuti fa che ha glitchato e all'improvviso si è piantato tutto. Quindi, Cri, io penso e spero che regga, ma ti avviso che la giornata di oggi non promette bene. Guarda, per una volta sono pessimista perché davvero ne stanno succedendo di tutti i colori oggi. Tu adesso lo vedi e lo senti il titolo? Lo vedi tranquillamente, lo vedi a 60, non ci sono problemi, eccetera? Ok, allora. Buonasera Christian, da quanto tempo è vero? Però capirai arrivando ad un certo punto perché non ci conveniva farlo lunedì. A proposito, tutto bene lunedì? Hai piantato l'ombrellone? Tutto bene? Jessy, non muovere la visuale e non darci problemi anche tu, per piacere. Dai Jessy, dai. Dai Jessy, dai. Non avere il tremoliccio. Tutto bene. Ok. Allora, non so perché balla così la. Non so perché non si muove correttamente il personaggio. Non riesco a muoverlo. Cioè, non riesco a girare la telecamera.
Ok, adesso sì. Bene, bene. Crito, ho detto sarà una serata spumeggiante. Allora, noi dove eravamo rimasti l'altra volta? Vediamo un po', facciamo un riassunto delle puntate precedenti, prima che salta tutto in aria, molto probabilmente. Oh, Chris, le altre volte c'era qualcosa di strano, stasera ti faccio un breve riassunto. La giornata è partita che mi sono trovato 400 euro in meno sul conto per un problema delle poste. Quindi loro sbagliano e mi trovo i soldi in meno. Va bene questa cosa qua. Vari problemi col computer da oggi e non riesco a capirne la causa. Quindi penso che in questi giorni vedo di trovare un po' di tempo e mi faccio una bella formattazione per sicurezza. Sono riuscito a liberarmi dal lavoro alle 8. Volevo giocare 10 minuti a Persona 5X che gioco da 8 mesi senza avere mai un problema. Mi ha procurato una schermata blu della morte e si è riavviato tutto. Control qua sembra voglia muoversi da solo. Tutto bene. Difatti è stato No, no, ma guarda, io il portatile questo qui da quando l'ho preso non l'ho mai formattato, eh. Ci ho sperimentato molto sopra, questo è vero, perché giustamente avendo una potenza di calcolo maggiore rispetto al fisso che avevo, sto cercando di usare un pochino in più. Però penso che un po' una pulizia a questo punto gliela devo fare. Allora, torniamo a Iosa. Cristian caro, Cristian carissimo, tu come sempre, prima che partiamo, hai qualche domanda, hai qualche dubbio, hai qualche pettegolezzo, hai qualche curiosità, qualcosa che vuoi sapere o posso andare direttamente avanti? C'erano pure i saldi su Steam oggi, poste italiane che tu sia maledetta. Vediamo un po'. Che se c'è qualunque dubbio, lei e dico lei, secondo me ha spoilerato il sesso di Dor. Io avrei spoilerato il sesso di Dor. In che senso? Mi faccia capire. Anche perché, essendo che Dylan ci ha fatto capire che comunque c'era questa entità, non penso che le entità abbiano propriamente un sesso. Mettiamola così. In un audio mi hai detto qualcosa tipo forse lui o lei Dor, eccetera. Ok, quindi sono stato comunque generico. Non ho indicato niente di preciso, mi sembra. Magari potrei dire che forse Tudor già l'hai visto, ma non sai chi è. Come potrebbe non essere vero. Tu mi denuncerai quando arriveremo alla fine di Alan Wake 2. Io lo so. Io lo so. Io avrò delle denunce da te per tutto quello che ti sto facendo passare e quello che sto organizzando di farti passare. Che io sto organizzando un paio di cose, però mi ci vuole un po' di tempo. Devo sempre fartela pagare per la cosa che hai detto l'altra volta. Non ti dimenticare, eh? Io non me ne sono affatto dimenticato. Allora, domande serie no. Ok, allora, andiamo un pochino avanti e vediamo cosa c'è qua dietro. Zona di transito. Eh no, c'è Pippo. Ah, qui è la parte dove siamo arrivati l'altra volta che abbiamo perso di continuo. Aspetta, aspetta. No, dai, intanto non era vero. Però tu una punizione la devi avere. Così, ma per insegnarti una lezione importantissima su Alan Wake. Infatti io quello che sto pensando di fare è per il tuo bene. Fidati, tu ti fidi di me, Christian? Sincero, ti fidi di me come creatore di contenuti? Mettiamola così.
piccolo prank è andato male. No, Cristian, ti è andato di merda. Ho detto anche a Gianmarco una delle cose che ho pensato di fare. Ha detto no, ma tu lo vuoi proprio male a sto ragazzo. Però poi gli ho spiegato perché ha detto ok, allora così va bene. Cristian, io lo faccio per il tuo bene. E ti confesso che sono particolarmente eccitato all'idea di giocare insieme Quantum Break per la prima volta. Ecco, a posto. Ti fidi e fai male. Fai male, fai proprio male, Christian. Christian, come è stato detto una volta in live, io sono la persona più pericolosa del mondo e bisogna stare lontani da me. Attenzione. Attenzione su questa cosa, mi raccomando. Sono pericoloso. Mi raccomando. Sono una persona pessima. Vaffanculo. Allora, mo se entra di nuovo quello qua sotto. Ah, avviso prima, Cri. Comunque, visto che la giornata è stata pesante, c'ho un cerchio alla testa, quindi non sono propriamente al 100% eh, concentrato, mettiamola così, anche perché non avevo neanche mangiato oggi pomeriggio, quindi mo giusto il tempo che il cibo entra per bene nel sistema e vediamo un attimino di riprenderci. Allora, noi dobbiamo prima eliminare qua. Perché io sono sempre più convinto che qualcosa che ci possa essere utile per capire determinate cose lo potremmo trovare veramente in Quantum Break. E lo so, lo so, lo so. Poi si è creato verso l'1:30 alle 2 tutto un insieme di casini e di problemi che ho dovuto risolvere urgentemente. Non ho avuto 5 minuti per riuscire a fermarmi, mettiamola così. Infatti mi sono fatto una bella scorpacciata di pollo prima e già ti dico la verità, già va meglio. Allora, a noi ci serve un po' di energia. Comunque ricordo con piacere quanto fosse rompicoglioni sta parte, eh. Questa ho sempre avuto problemi, sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Diciamo che siamo eccessivamente underlivellati, per lo più. Quindi c'è anche questo da tenere in considerazione. Però noi, ecco appunto, vedi, di spalle. Di spalle. Allora, giusto il tempo che rientro un attimo con le giuste facoltà mentali. Oi, Chester, No, proprio io. Alan Wake. è arrivato Alan Wake, Chris. È qui, è in camera con me. Dice, però è Alan Wake dopo il cenone di Natale. Anche. Anche, Anche anche. quello. Allora, Gianmarco, ne stanno succedendo di tutte. C'è pure la possibilità scoppi il computer all'improvviso. Sinceramente mi aspetto di tutto. Però se non mi esplode il computer io ne sarei molto felice. Ma è Disturbing Peace. Ti saluta Chris. Va benissimo. Allora, vediamo un po'. Scappa, scappa, scappa. Ci lasciamo un pochino di energia qua giù. Via, 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 via. Corri, corri. Lascia stare quello grosso. Lascialo stare. Il problema è che non ci sono neanche checkpoint intermedi, quindi tu li devi fare tutti e 4 consecutivamente. Ma tua sorella... No, no, Pippo Baudo, Pippo Baudo no, Pippo Baudo no, Pippo Baudo no, Pippo Baudo no. No, Pippo, 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 Pippo no. Pippo fa il bravo, eh. Mi raccomando. Allora, dai, ce la possiamo fare, dai. Allora, vediamo di girare da quest'altro lato. Abbiamo un pochino di energia.
Dai, 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 però, dai, non può essere così cattivo. Sì, tua sorella. Mi è sempre stata sul cazzo. Vincenzo mi ha detto che mi perdona per tutte le cose. Ma non è proprio assolutamente vero questa cosa. Ma Non è- a me Ma, va no- benissimo, Cristian. ma io non ho detto questa cosa qua. Non ho detto. Perché si sta glitchando tutta la grafica? Perché oggi ogni cosa che faccio è un problema, Gianmarco? Perché? Disturbing Peace. Ho capito, però disturbing anche di palla, Sono però. riuscito a vincere la run sul Balatron Salvezzo. Ce l'hai Il fatta? lavoro oggi mi ha portato fortuna. Io oggi avrei voluto fare una partitina così per rilassarmi, però non ci ho avuto proprio. No, Pippo, Pippo no. Sì, sì, no, dai, dai, non fatevi mandare a fare in culo. Madonna mia. Ok, vediamo se è così. Mamma che laggata. Ah, allora ho compreso male, non è vero, Giamma sta mentendo, fidati di me. Ah, attenzione, qui si tenta di fare un colpo di stato, attenzione. Attenzione. Guarda, ti dico, solo mi ha contattato Setti per vedere se potevamo fare Omori. Ho detto, guarda, ho avuto il messaggio di Christian alle 9 di questa mattina. Io o faccio Alan Wake stasera o sono un uomo morto. Ti trovi? Ho risposto correttamente? Alan Cake. Stavo per dire una cosa che sarebbe stata eccessivamente spoiler. Meno male che mi sono trattenuto. No, ma secondo me qua no. Allora, vediamo un attimo se riesco a potenziarmi in qualche modo perché è troppo. Il problema è che loro fanno un male cane e li devi fare tutti e quattro uno dietro l'altro. Avrei preferito un checkpoint intermedio al minimo, al massimo. Allora, ci mettiamo con un punto, non ci mettiamo praticamente niente. No. Mancano 5 frammenti mutevoli e punti. Allora, facciamoci un po' di mod qua. Miglioramento danni, questa è buona. Efficienza ricarico, ok. Per noi facciamo pure queste qua. Vediamo un pochino se possiamo un attimino potenziarci. Allora, vediamo un po'. Io direi più che velocità di evasione, energia più 18%, così possiamo vedere di scattare e fare un pochino di cose in più. A questo punto come mod arma mettiamo danni più 17% e un... Non voglio rubare tempo a Setti perché comunque ho visto che gli piace molto il gioco, saranno molto bene. No, 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 però a me, lo sai, piace fare comunque le cose in maniera equilibrata. Giustamente gliel'ho detto. Guarda, scherzi a parte, lunedì abbiamo rinviato Alan Wake, giustamente. Sì. Io poi, quando ho preso il telefono stamattina, vedendo tutti i cazzi che sono successi, io stavo prendendo il telefono per dire, Christian, stasera ci sei perché devo fare un po' di control e sentire un po' di Alan perché così mi riprendo. E mi sono trovato il tuo messaggio. Già così, già va un pochino meglio. Carica, carica, carica. No, no, no. No, Pippo Baudo, famoso presentatore italiano. Quello che è capellone. Sì. Via. Allora, riprendi, riprendi. Ok, è il primo, siamo riusciti a farlo un pochino meglio. Ok, eccoci qua. No, fermi tutti. Fermi tutti. Allora, vediamo un attimo questo. Capito? Ma mi spara coi colpi radiocomandati e mi becca sempre. Io come faccio? Sangue dei vostri defunti. C'ho neanche un pochino di energia da qualche parte. Sephiroth.
Sir, buonasera. Buonasera Ma Serrone. come controllo? Mi erano arrivate due notifiche da Twitch, in questo momento una tua analisi che No, no, sta... stasera c'è control, stasera. Stasera c'è control. Perché abbiamo rinviato in questi giorni e dobbiamo farlo perché fortunatamente siamo ancora in orario con la tabella di marcia. Però dobbiamo un pochino pushare che abbiamo un DLC. Missioni secondarie di control. Tutto Quantum Break da fare e non so effettivamente quanto duri. Abbiamo tutto Alan Wake 2 più i due DLC. Più... Ecco, a posto. No, Sir, se facevo aspettare Control un altro po', credo che qualcuno poteva pensare seriamente di uccidermi, quindi ci tengo alla mia vita. Avrei voluto evitare di arrivare ad un punto del genere. Se riesco a prendere quell'energia mi salvo. Dai, togliti da lì, Pippo. Vai dentro, Jesse. Vai dentro che sei al sicuro. A posto. Uè, uè. Ok, recupera un pochino. Anzi, io sai che cosa farei? A parte cercare di non far bloccare il PC. C'è tutto insomma. Visto che il lancio non la sto usando. Un pochino di salute in più. E bafangulo. Cosa succede se spendo 500 che ci vuole per il timeout? Che ti banno. No, piccola che... Christian, noi apprezziamo le tue gag. Però secondo me le devi un attimino calibrare perché se ci fai caso il 90% non vanno bene. Quindi fossi in te... No, 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 no. No, 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 no. Mani tua sorella. Lontani. Merda, merda. Mettiti al riparo. Dove ho buttato adesso il generatore? Salve. Oh cavolo, dove l'ho fatto andare adesso? Merda. Merda. Ok. Allora ci manca l'ultimo. Dobbiamo soltanto passare questo punto. È finita. È finita. È finita. Allora, l'ultimo dovrebbe essere quello laggiù. Vediamo se riesco un pochino a farlo Ma da no, ma lontano. seriamente, cosa fa? Sospendo qualcuno? O non lo sa veramente? Mandi qualcuno in timeout se non mi sbaglio. Io poi penso la settimana prossima vedo di creare obiettivi nuovi con i punti canale. Entra dentro, Jesse. Dai, mi servono questi qua che vengono, dai. Dai, guardie, dai. Dai, Gianmarco. No, Pippo, Pippo no, Pippo non lo fare. Pippo litighiamo, eh. Ok. Almeno ho recuperato un po' di energia. Merda. Vai, Jesse. Jesse, è il tuo momento. Jesse, Jesse scappa. Jesse, andiamocene da qui. Jesse, dobbiamo solo posare questo. Abbiamo fatto. Corri. Corri, sto sudando freddo. Corri, Jesse. Corri. A posto. Ricarica. Okay, now where's the switch? Stavo sudando freddo. Affanculo a te e tutta la tua settima generazione. Ma altri termini sbattuti, ma perché No. stanno... Ma perché questi Sir, stanno perché sei registrando? col pugno bannevole oggi? Sei aggressivo. Allora, bene, ce l'abbiamo fatta. Siano lodate tutte le divinità presenti nel cielo. Etrusche. Allora, a questo punto qui che cosa c'è da fare? Questa è la zona di transito.
qua un pochino cosa c'è. A parte che c'è una cassa, le casse a noi piacciono. Ok. Quindi noi adesso... Aglia, fatto male. Penso che dobbiamo tornare... Tension. Fra Mauro. Ok. Ecco qua. Dobbiamo andare dall'altro lato. Che noi abbiamo fatto solo una delle due zone. Adesso c'è l'altra da fare. Ja. E stiamo andando bene. Ok. Sir, tutto bene al lavoro? It's just nice to have someone to talk to, you know? Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered items. People just don't understand the altered items like I do, you know? I don't want to brag, but it does take a very empathetic mind to connect with the items. Doesn't Still, I want to don't know why brag. people are making it so personal. Right. I mean, the teams in research handle paranatural materials every day, and no one thinks they're weird. Well, maybe that's not true. Darling is famous for being a bit out there, but when he's weird, it's charming. Altered items really aren't that frightening once you get to know them. If you figure out what they like or don't like, you know, what sets them off, then there's nothing to worry about. I guess at the end of the day... Oi, Pierluigi, non avevo visto il messaggio, scusami. Bonsoir. Supposed to be on the same team, but sometimes it feels like it's every department for Lui the- è attento a Christian, è armato e pericoloso. Trying to Armato be di number cazzo. one. If it is a race, though, I'd say Darling is a mile ahead of everyone else. He was Trench's golden boy for years, but that relationship has gotten pretty tense, or so I've heard through the grapevine. Not that I spread rumors, just, you know, people talk. Not me, though. I keep my nose to the grind. Too much work to do to focus on those kinds of things. I need to stay focused so I can get my work done and get home to feed Alfred. He's Of just course, gonna talk can't forever, always isn't make he? it home for mealtime, so I have my neighbor check in on Alfred at 7 o'clock if I'm not back yet. Vabbè. She's very nice. Her name is Maria. She's older. She came to New York in the 50s to attend school and has been here ever since. She has a couple of kids. I met them at Thanksgiving. Big family. Very nice people. Anyway, she has a key to my apartment and she gives Alfred his dinner if I'm not home. I'm gonna have to buy her a nice fruit arrangement as a thank you after this. I'm missing a lot of Alfred's meal times. She's probably gonna have to go to the store for more wet food. I'll have to remember to pay her back. Hold on, let me make a note. Pay back Maria for Alfred's food. Okay. Oh, one more thing. And buy her a fruit arrangement. All right, done. Are you a cat person? I don't think I ever asked. You seem like one, though. You'd like Alfred. He's very proper. Really carries himself well, you know? I named him after my favorite poet. Felt like a good fit. I got Alfred just before Sylvia died when I was at the... Huh. You know, I don't really remember where I got Alfred from. But, boy, those two did not get along. Oh, no. Sylvia thought she owned the place. Didn't like me getting in her way. Scratched me more than once when I was just trying to move her food bowl. Ma ti sembrano esperimenti da fare questi, Christian? Per Luigi posso prendere il time out e lo uso su di te. Ma perché? You see, ha Sylvia fatto? didn't tolerate most people. Or animals. Or anything. Dovrei controllare nel menu, sir. Penso che ci sia il valore standard, che è una di quelle cose che non ho mai toccato. You know, hey, there's a light flashing on the console here. I gotta, check this out. I'll get back to you later. Real smooth, Langston. Ok, benissimo. Dialogo alquanto importante per la trama, però... Porpal. Allora, noi qui abbiamo fatto, noi ci interessa andare lì dentro, perché lì dentro, right, false,
E quindi dobbiamo fare Fra Mauro, che è un amico di Sir. Sì. Sì. Pierluigi Fiero. C'ho paura. Un vero uomo. Allora, You know, I was in the investigation sector when it was evacuated. Well, not there. I was in executive because they have the best snack machines. You may think they're all the same because of that plain white packaging, but there's a ecco, difference. bravo You know those Christian. big ruffled potato chips? They're my favorite. All the machines outside executive carry those flimsy little thin chips. They have no texture. I may as well eat cardboard. He's Anyway, I really get back to tackling the the elevator and important they tell me the issues, huh? sector is being evacuated. They wouldn't even let me go back in for my stuff. Can you believe that? I worked at that desk for years. I had photos on it. My favorite stapler, one of those good ones that could staple a 50-page report, no problem. A little cash, and some Colpo di scena, lo prova su Sir. personal No. recordings. But, yeah, they locked the whole area. No, scatenerai le ire dell'inferno. Ti do un consiglio, non lo fare. I wasn't even there when it happened, and they were asking me if I noticed anything suspicious, if I saw anyone tampering with the containment cell and so on. Well, the only thing they learned was I prefer the ruffled chips to the non-ruffled ones. Better mouthfeel, like I said before. And then, after 3 hours of questions, they recommend we all go for trauma counseling. I was like, no thanks, I have my own therapist. I know I could use the work therapist and save a few bucks, but I worry they're going to put anything I say in a file somewhere. A bit paranoid, I know, but I work for a secret government organization, so yeah. I stopped going a few years back. To my therapist, I mean. She said that a lot of my issues stemmed from a negative outlook. Of course, I can't tell her anything about what I do, so I just had to sit there and nod. I kept waiting for that big aha moment. You know, where I realized that my need for approval stems from my dad or something? Turns out Christian, therapy doesn't work like that. sono So, stato un pazzo e ho dato il potere a Sir, lo so. È una delle cose di cui più mi pento di tutta la mia vita, però era una cosa che andava fatta. processing stress in an unhealthy way. I try not to carry all that around with me anymore, but it does stack up. Hard to just say no thank you to the anxiety buzzing in your head. One really helpful thing she had me do was find a creative outlet. I started doing some experimental music/poetry that I think was really ahead of its time. This was years back. I'm cooking up some pretty new sounds these days. Think My Bleeding Clock meets Sylvia Plath. I Do am you play so any instruments? curious. Well, I Yet can see you so being concerned. a guitarist, maybe a bassist. It's funny, I played the tuba in high school band. My favorite was In the Hall of the Mountain King. Tuba didn't get a lot of spotlight in most of the songs Mrs. McKinley chose, but Mountain King was my time to shine. Bum 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 bum. Ah, classic. I've moved on to less mainstream instruments now, but the tuba will always be a part of me. What were we talking about before? Right, the evacuation. Yeah, I heard afterward that the Hartman specimen had gotten loose and killed some staff. They had me digitizing records in some dark corner of the sector, so I didn't know a whole lot about the Bright Falls investigation at the time. It's a strange case. Most AWEs are one and done, but Bright Falls has pretty regular flare-ups. 3 incidents since 1970 when we first started tracking it. I got really interested when I heard Alan Wake was involved with the latest occurrence. I'm a huge Wake fan. I love the Alex Casey novels. That over-the-top hard-boiled detective thing is right up my alley. They're making a Wake? movie of the series. It But can't the be a guy who plays coincidence Casey that I doesn't saw have him in a enough motel. gravel in his voice, you know? I Was he remember being drawn so here by the pissed when investigation? Wake killed off Casey in the books. It's not a huge surprise, though. Wake sounded like a bit of a dick. Drank too much, fought paparazzi. The tabloids even said he was an abusive husband. So, yeah, troubled artist and all that. Apparently, there were chapters of an unfinished manuscript floating around after Wake disappeared. People say they're cursed, which is a very discriminatory term against altered materials, by the way. The forums all call the unfinished book Departure, because Wake kept saying it would be a departure from his previous work.
I found some pages that are supposedly the real deal on the internet. It's pretty dark stuff. He was going full horror, which makes sense since he used to write for Night Springs, but I would have preferred if he did something a little lighter. I've always said Wake had a great instinct for humor. Hey, did you know we own Night Springs? Yeah, the Bureau bought the rights after the original series ended. I've sent some story suggestions to the production team, but apparently they are not accepting pitches at this time. Typical. I'd be a great addition to their team, right? Huh. I didn't see you nod. Is this thing not on? Let me Oh, check. it's definitely on. Okay. Oh, the wire's down here. Huh. Oh, looks like it should be working. Hello? If you can hear me, shoot something. That was inconclusive. You shoot so often, it's hard to know when it's intentional. There also could be a delay on this video feed. Maybe the system just needs a reboot. This is a good opportunity to use a restroom anyway. Stay safe, ma'am. You guys are going to escort me, right? Okay, good. Allora, quello che parte come un dialogo che non sembra centrare un cazzo letteralmente con tutto quello che ci sta succedendo in realtà, e adesso interrogo Christian, ci ha dato due informazioni alquanto importanti. Vediamo se Christian soprattutto le ha assorbite. Ma sto ragazzo mi dà delle soddisfazioni. Rotolone? Quindi ci sono stati ben 3 eventi che hanno scatenato il tutto e Alan corrisponde all'ultimo. Alex Casey è il protagonista delle opere che ha scritto Alan, quindi io te la farei vedere un attimino in un'ottica diversa. Sappiamo che l'ultimo evento è partito con Alan Wake. Prima c'è stato Thomas Zane, ma prima... E credo non ci sia neanche da parlarne del fatto che adesso abbiamo la conferma che i diritti di Night Springs appartengono al Bureau of Control. Dove eravamo noi in American Nightmare? Ah, già in una puntata di Night Springs, è vero. Dimentico sempre, dimentico sempre. Allora, noi salviamo. Vediamo un pochino di roba. Oh, salve. Cazzarola se fate male. Ma fate troppo male. No, fate troppo male. Eccessivamente male. Allora, rifacciamoci un attimo tutto l'ambiridan. Questo sta bene però. Questo sta bene così. Qua non ci abbiamo costo di lancio. Salute più 30. Facciamo così costo di lancio e vaffanculo. No, Pippo. Pippo. Ok. Dove sei tu? Dai che ce n'è un altro, dai. Ce l'ho fatto fuori? A posto. Allora, c'è un po' di oscurità. Vediamo qua cosa c'è. Allora. C'è il direttore Trench con una persona. E c'è questa struttura qui. Ok. Andiamo nei bagni se c'è qualcosa. Tesorino. Sir Vince, anche se tento di far saltare il ruolo di Sir, scherzo, non lo farei mai. Appena ho sentito Night Springs non potevo non prestare attenzione.
Questo Night Springs è del Bureau. Quindi la domanda è: perché comprare i diritti di una serie televisiva che non sembrava avere comunque alcun interesse? Quindi perché ricordarci soprattutto del litigio tra Trench e Darling? Ok. Ah, devo fare un po' di pulizia. Aspetta, allora, facciamo subito. Allora, vediamo un po'. Questo lo togliamo. Ci togliamo anche questi due qua. Anzi, questi tre a dire il vero. Così abbiamo un pochino di slot. E qua ci togliamo tutti questi qua. Ok. Protezione da sequestro. Qua andiamo da Fra Cristoforo. Suka. Aglia. Chi mi ha sparato? Perché fai il cattivo? Merda. Gli stronzoli. Vieni. Riesce? Ok. Allora, mi sa che la luce ci conviene portarcela con noi. Tanto c'è un'altra mod qui. Salve. Eccola qua. Secret agents looking down, Space Invaders. Non so a cosa ti riferisci. There's a killer on the run. Non ho proprio idea. Allora, perché non rispondi a Gianmarco? No, è Gianmarco che non sta rispondendo a me. No, io non so niente, ragazzi, è inutile che mi fare domande. Non so nemmeno che gioco è. Allora, È proprio nulla. cassettina. Nuova missione. Shem. Trova e interagisci con il cabinato arcade, un oggetto alterato. Dove si trova? Indagini attive. Quindi nella sezione indagini attive c'è questo cabinato posseduto che noi cercheremo di Un trovare. demonio? Allora, però noi abbiamo preso anche un file relativo a questo cabinato. Fascicoli caso. Allora, una distanza di 3 metri tra gli oggetti ha annullato qualsiasi loro effetto. Effetto che si attiva solo con un contatto fisico. Gli oggetti sono un paio di cabinati da sala giochi, creati originariamente per i videogiochi Shem e Shem 2, Kulgar's Revenge. I giochi sono stati sviluppati dalla Bonko Entertainment, che ora ha cessato l'attività. Pur essendo un arcade di discreto successo in Giappone, durante la fine degli anni 80 e i primi anni 90, i nostri investigatori non hanno trovato nessun altro cabinato di Shem. Se si tocca uno degli oggetti stando a una distanza inferiore ai 3 metri dall'altro, la mente dell'utente viene trasportata in una versione della loro realtà soggettiva, che dal punto di vista logico-funzionale assomiglia a un videogioco. Gli eventi della propria vita quotidiana diventano sequenze simili a un gioco in cui velocità ed efficienza sono essenziali. Il cervello entra in uno stato simile a un ictus, come dimostrato dagli studi sugli encefalogrammi, che termina solo dopo che l'utente completa la propria partita. A quel punto riacquista le normali funzioni motorie e cerebrali. Quindi c'è un cabinato che alla fine si basa sulle esperienze di chi lo gioca.
Mettiamo batteria. Premi il pulsantino. E arriva ascensorino. Non ci sono altri documenti, non c'è niente. Salve. No. Qui dobbiamo fare un attimo una cosina. Allora, la luce io l'ho messa qua. Venghi. Venghi che ci serve, venghi. Non ho visto quella risata trattenuta. No, perché ridere, scusa? Stavo canticchiando una canzone. Bella canzone, molto simpatica. Damn it. Allora. Tu quando sei felice non fai una canzoncina? Se sei felice e tu lo sai, non batti le mani. Qua non lo so. Non ho capito. Allora, quella luce lì si è letteralmente consumata. Facciamo un checkpoint qui per sicurezza. E purifichiamo anche un po' la zona, che male non ci fa. Allora, prima batteria. Prima batteria da qui. No, questa. Jessie, questa. Ok, e già così. Questo qui fa luce. Quindi se noi adesso andiamo qui e pushiamo, non possiamo pushare. Serve un'altra batteria. Ah, aspetta, questo un po' mi sembra che ho capito qual è. Allora, qui è tutto chiuso. Sì, dobbiamo fare così. Aspetta. Non mi sbaglio, andava messo prima qui. Gioco, fai il bravo. Dai che c'è Alan che ci aspetta, dai. Noi spostiamo prima questo di qua. No, un altro pochino. È molto simpatico. Insomma, mi ricorda qualcosa. Anche. Ecco qua. Allora, qui abbiamo aperto. Allora, questa sì, perché così ci andiamo a sbloccare la cassa e i potenziamenti ci servono. Altre zone qui da vedere non ci sono e non c'è un piano superiore. Devo fare così. No, non propriamente così a dirla tutta, però. Prendiamo anche queste cose qua. Qui c'è qualcosa? C'è una cassa. C'è una cassa e non ricordo questa come si prende, a dire il vero. Allora. Portiamoci la torcetta appresso perché potrebbe servire. C'è un po' di oscurità in giro. Oh no, c'è di nuovo Pippo. Oh no, Pippo, no. No, Pippo. Pippo, no, fai il bravo, Pippo. Ho appena vinto, ho fatto 50.000 punti con 3 carte di pietra per una combinazione che ho fatto. Ho fatto più punti che col mio colore a livello 9. This thing. Tutto qua, bim. Una forza della natura. Era il deck che avevo sbloccato oggi facendo la sfida. Vinto già, prima round. No. Allora, aspetta, dall'altro lato. Mancato. Allora, lì c'è la batteria. La base per la batteria non ho visto dov'è. Allora, ci fai andare da Alan per piacere. Non vogliamo parlare con te, ma che cazzo vuoi?
Sì, fammi fuori a sto punto perché non ho visto la basetta. Mm. Suca, suca, suca. No, fai il bravo, su. Non cacare il cazzo per piacere. Allora. C'ho il pad che sta vibrando da 3 ore. Dov'è la base? Oh, aspetta. Suca. No. Ah, cazzarola, aspetta. Non venire qua, vai via. Ah, aspetta. Dove io aver messo... Signor Cubo? Ok, c'è qualcosina qua che possiamo usare. No, che giustamente se non mettiamo la fonte possiamo fare un cazzo. Il problema è dove io ho gettato... Dove cazzo è andato a finire? Eccolo là. Eccoci qua. Facciamo attivare qua. Ah, che bello, che bellezze. Allora, lui l'abbiamo scacciato da qui. E facciamo il punto di controllo. E qui c'è brutta gente. Vediamo se mi riesce. No, non ci arriva. Ok. C'è qualcun altro? Sì, penso sopra. No. Ah, chi ha sparato? Chi ha sparato? Chi ha sparato? Ecco di là. Ok, allora, qui abbiamo pulito. Di qua non possiamo passare perché ci serve una lucinda. Bridge Operator. Sono stati compagni di classe solo per un anno. Non abbiamo legato chissà quanto, però fa strano sentire ste notizie. Aveva scritto il morto. Come, Mi sir? piace, sir. Sono sempre una di quelle cose che non ti aspetti mai di sentire, soprattutto di persone con cui non hai rapporti da tempo. Allora, qui cosa c'è? We're gonna try this one more time and then we're done playing with you. Understand? Jelly, Where are you from? Jumbo Grant, up and loose and heavy treat sandwich. Jesus Christ, does anyone have any idea what this thing is saying? Hotly, Dirk, arrange you. Why are you here? What the hell do you want? Why'd you stow away on that ship? School bearing, boy. Eyes many cauterizing loops through and about. Wind and Windy Mitchell. Did he just say Mitchell? Was there a Mitchell at NASA? Ah, quindi addirittura te la sei trovata davanti mentre stavi leggendo qualcosa. Cazzo, sir, mi dispiace. Ma eri comunque They're gonna cut you up, you... in un rapporto normale, mi è parso di capire. Ma so di averlo visto tipo 2 settimane fa circa. Cazzarola. Oh, c'è brutta gente fuori. Brutta gente.
Brutta gente. Non in meno. Volevo entrare dentro, ma per fortuna la porta ci ha difeso. C'è un cecchino. E c'è una palla. Venga qui, signora palla, venga. Vieni qua, palla di merda. A posto. Ottimo. Qualcun altro? Però c'è un po' di is che fa il fess. Allora, sta continuando a girare? No, perché lì non si è tolto del tutto. Vadi, giri, giri. Si attivi, giri, giri. Abbiamo sempre il cabinato da trovare. Oh, cazzo. Attenzione, attenzione. Tu continua a girare. Adesso l'arma base comunque fa un bel po' di male, perché la maggior parte sto usando quella. Diciamo che con le altre armi sarebbe stato un pochino più facile, però a questo punto, dopo un bel po' di volte che lo gioco, un pochino di difficoltà in più mi piace che ci sia. Perché se come ti sputano addosso ti fanno male. Ho fatto bordello, ho rotto tutto. Sir, di base sì, questo perché non è una vera pistola, ma è un oggetto del potere creato da censura, che non sappiamo con precisione queste entità che cosa siano, e si autoricarica, rigenera da sola i proiettili. Mi sarebbe anche utile, perché tu comunque non finisci mai le munizioni, c'è soltanto da attendere che si ricarichi. E ha anche varie funzioni. Varie modalità di sparo e quant'altro. Muori, per l'amor di Dio, muori. Muori pure tu. Ok. Mio cecchino. Regalo. Che cosa? Lo store della Play, la Complete Collector's Edition di Nino Kuni. Ah, buono, Invece buono. di 90 euro, 13 euro. A quel punto. Quanto? Invece di 90, 13. Ah, buono, A buono. quel punto, da zio. Percepisci quello ora uno tolto. stipendio, io lo spendo. Scusa, a questo punto Non sono abito. non è che te lo danno per Sto già conservartelo 100 euro in tutto. 2 giorni, buttato già un sacco di soldi. E poi prima ha dato brutta piedata nella porta, lo si tirava. Aia. Ma potevi fare altro, scusa. No, ma glielo detto pure fare per me. Mignolino? Lo zio, ma quello a fianco. Aia. Guarda che lo faccio, ammazzo. Fate vedere dura. Anche perché credo la botta sia stata alquanto potente, Oddio, ho mi è visto i parso di mostri. capire. Veramente volevo Ci uccidere credo. qualcuno. Ma l'ho trovata proprio brutta sta porta. Allora, questa pure è brutta. Prendiamoci lui, che quello là un pochino più rompicoglioni. C'è il cecchino con la sorella. No, no, è un cecchinante. Qua. Tito Serra fa pure il caffè. Anche. Volendo sì. Io qui c'ho comunque la... Ah, tua sorella! Ma hai rotto i coglioni. Prendi energia tu. Penso che dovrebbe esserci forse solo un'altra ondata.
Insomma, anche da notare come Liz tenta di ostacolarci per non farci arrivare lì nella zona centrale, Sì. Allora, a questo punto ci deve essere un altro blocco? No. Abbiamo raggiunto la zona, che qui è chiusa. Ecco qua, dobbiamo andare di qua. Ah sì, perché c'era da girare la luce per farla finire qui. Ok. Sono molto contento di avere anche Linux come sistema operativo perché consuma poca batteria del PC. Quale distro usi? Queste scale nascondono una cassa. Luogo nascosto scoperto. È un punto abilità, sinceramente non ci dispiace. Abbiamo di nuovo le mod personali piene. Addirittura dopo 10 minuti mi sembra un tantinello troppo, Christian. Ma è nuovo il portatile o già ce l'hai da un po'? Io penso che questo qui la batteria starà piangendo con tutto l'uso che gli sto facendo. Allora. Still is the torchbearer. Na 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 na. Allora. Jessy, non fare testa e soffitto per piacere. Ho detto Ubuntu 22. Ah, ok, Ubuntu. Ok. Ubuntu, bello sto nome. Se ti è piaciuto Ubuntu? Allora, qui. Okay. I'm just going to freestyle a bit. My mother always said, never talk to strangers. Looks like whatever force had a hold on Hartman isn't mixing well with his corruption. Vedi? C'è qualcosa tra Liz e la presenza oscura che non vanno. But isn't a stranger just someone you don't know? What if the only thing Appunto, sir, mi sembra che duri solo così 10 minuti. is that word? Stranger. Strange. Strange like the noises you hear at night when there is no light and you cannot fight. Strange like a rubber duck that follows you around and makes you drop your coffee every time that it quacks because the noise scares you. Then you have to clean up the coffee while the duck stares at you and continues to quack, 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 quack. Tutto chiaro, no, Christian, il senso del messaggio? Allora. C'è un foglio. A chain letter. C'è una lettera. I remember these. Mom used to say. Spedisci questa lettera prima che arrivi. Oh no, hai ricevuto una lettera dall'uomo delle tenebre. La maledizione dell'uomo delle tenebre cadrà su di te. Per evitarla devi spedire questa lettera ad altre persone. Se non lo farai, la maledizione ti colpirà. Più lettere spedirai e meglio sarà per te. Sally di Houston non ha spedito la lettera e l'uomo delle tenebre le ha divorato il gatto. Terrence di Greenstone non ha spedito la lettera e l'uomo delle tenebre gli ha fatto venire l'acne. Kylie non ha spedito la lettera e ora sua moglie cena da sola. Linda ha spedito più lettere, finora un totale di 30, e guardala ora. Possiede 3 auto, ha ancora tutte le sue dita e parla italiano. Ragazzi, parlare italiano è una cosa importante. Devi spedire questa lettera. Faresti meglio a spedire questa lettera. Non far arrivare l'uomo delle tenebre. Si prenderà il tuo gatto. Vai subito a comprare i francobolli, sbrigati. They were evil. Abbiamo un'altra missione comunque secondaria. Better do what it says. Allora, Just in case. There must be a photocopier around here.
Io voglio la canzone, I could write a new story like... Arriverà prima o poi. Allora, dottor Emil Hartman, ombreggiato, questo è importante. Il dottor Hartman è il primo individuo ombreggiato di tipo 2 a essere esaminato ancora in vita dall'agenzia e si è dimostrato essere una risorsa preziosa per la nostra comprensione dell'A010, noto come l'ombra. Come tutti gli individui ombreggiati, il campione è costantemente schermato, o la produce lui stesso, da uno di oscurità che rende difficoltosa l'osservazione visiva. Questo lo protegge da eventuali danni. Durante i test, le prove balistiche non letali si sono dimostrate inefficaci contro di esso. Il campione usa termini e frasi che sembrano arrivare dalla sua vita precedente come terapista. Alcune frasi sono state identificate come citazioni dal libro del dottor Hartman, Il dilemma dell'autore. Ciò sembra indicare che in qualche modo la personalità originale è rimasta. Per finalità di ricerca, Hartman ombreggiato è stato spostato alla replica della baita del lago Caldron, creata per l'indagine EMA. I ricercatori sperano che un ambiente familiare possa attivare nuovi comportamenti. Finora questo esperimento non ha dato alcun riscontro. Fare riferimento al documento 522-1019 per il rapporto completo. Comunque, prima che stacchiamo, io devo completare la quest di questa lettera, così mando via un po' di sfiga, perché non vorrei... Già c'ho la mia oggi. Se si accumula pure quella della presenza oscura o chi che sia, è un bordello, sì. Dai, vieni, dai, dai. Dai, vieni, dai. Dai che ci so... Oh, fammi almeno entrare, perlomeno. Suca. Uno. Cazzo. Vai, Christian, già sei morto. Oh. Ah no, eccolo qua. Vai, vai, Christian, vai. Christian, lotta per la trama, vai. Preso. Aspetta, facciamo così, facciamo così. Oh, comunque Christian, mentre lotto ti posso dire una delle cose che ho pensato di farti. Cioè, un omaggio, ecco, un omaggio per te. Allora, ho già deciso che in un momento specifico di uno dei titoli di tutto l'universo Remedy dovrò organizzarmi per bene per calcolarmi i tempi, però poco prima che noi faremo un punto importantissimo, ma proprio sei uno di quei punti che tu fai, no testa e muro, butti giù il palazzo, io staccherò e lo continueremo la prossima volta. Perché te lo dico adesso? Che non sarà di certo in questa puntata, ma potrebbe essere già dalla prossima. Quindi tu, intanto, per ogni live che facciamo, quando io stacco, sarei portato a pensare che forse ci potrebbe essere dell'altro. E una parte del prank andato a male l'abbiamo recuperata. No, fermo tu. Ti piace questo regalo? No, parlavo della lettera. E no, la andiamo a fotocopiare e la inviamo, così ci togliamo proprio il problema. Aglia. Dai che sta andando, dai. Guardalo Christian che fiero è andato contro al nemico. Oh, c'ha ancora tutta l'energia. Ecco qua, problema risolto. Ma signori, il mio prank è stato innocuo. Ma pure la mia idea è innocua. Pure la mia idea. Anche perché poi, scusami, non è che ho detto
arriveremo a quel punto, passeranno 2 settimane e poi continuiamo. No, 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 no. Noi poi quando c'è la possibilità lo rifaremo, quindi... E anche il pensiero di farlo così fa parte della lore, Christian. Allora, io qua mi sembra dovevo scendere giù. Ok. Condotti della zona di scarico. Ok, allora. Però ti prometto che quando poi arriverà quello che dovrà arrivare... Mamma mia, Christian. Christian, mamma mia. Cristian, caro, tu non hai Allora, idea. così faccio capire pure a lui di che momento sto parlando. Io avevo iniziato da poco questo titolo, o questo DLC, mo mi do troppi dettagli. Dissi, oh Gianmarco, vieni, sto giocando questa cosa qua. Vieni perché è bellissima, è molto misteriosa, è molto bella, ma secondo me ti piacerà. Gianmarco è venuto con l'idea di trovarsi avanti una cosa, si è trovato completamente tutt'altro e siamo rimasti io e lui per un quarto d'ora buono davanti allo schermo senza capire che cazzo stesse succedendo. Però poi quando capisci il senso di quello che sta succedendo, Christian sarà, penso, una delle tue puntate preferite. Te lo dico già da adesso. Tanto anche se non c'entrano. No, vai, sir, lo sai, quando so parti così di esplorazione o di fight, se parlate a noi ci fa solo piacere. Ho scaricato la demo di Re Fantazio, quindi hai fatto benissimo a dirlo. E l'ho pure finita giocandoci 14 ore in meno di... Allora, che è bello il Fantazio, sir. Ha scritto Pierluigi. Ah, Pierluigi, scusami, avevo letto sir. Ha scritto anche Serra. Serra ha commentato la cosa di Pierluigi. Pierluigi, e tu poi non ti eri letto già il finale? Cioè, non sapevi un pochino le cose di storia e tutto? Allora. Ma Fra Mauro. Ragazzi, scusatemi, l'ho spiegato nell'introduzione, è stata una giornata di merda. Non ci sto al 100% oggi. E Christian sa il perché. Colpa di Christian. Io mo' ho capito. In realtà non è la posta che ha preso i 400 euro. È Christian. Ha detto, o mi fai la puntata di Control stasera o non ti ridò niente, ok? Ok. Sì, no, ragazzi, allora, voi dovete capire che comunque Enzo ormai c'ha almeno No, 65 c'ho anni. comunque un'età, ragazzi. Cioè, Quindi... secondo voi io che ci sto a fare? Per dirgli nel caso in maniera breve, guarda Enzo, l'ha scritto Pierluigi. Così Enzo se ne rende conto e dice, ah, puppatemi il cazzo. Fine. Vi dico solo, ho iniziato la live e ho iniziato a fare degli errori talmente strani che io non sapevo se potevo fare la live stasera. Questo è per concludere la Se serata. conoscete qualcuno che scaccia un po' il malocchio e le facce verdi, chiamatelo. Prego, Piccola parentesi, cose di vita personale. Diciamo che sono 2 giorni da quando ho mandato a quel paese una persona che mi ha profondamente deluso e non si è comportata bene come... E io gli ho detto chiaro e tondo a questa ragazza, lo dico chiaramente, che persone così per me sono solo zavorre e che è meglio non averci a che fare, ma anzi che nessun ragazzo possa averci qualcosa a che fare se i risultati sono questi. Da quando ho mandato a quel paese quella persona, stranamente ne stanno accadendo di cotte e di crude, quindi io direi che la sfiga non ci vede bene, ma se indirizzata per bene ci vede benissimo. Sì, sir. Sir, stanno accadendo cose dietro le quinte. Piccola parentesi pure per un piccolo sfogo personale. Non pensiate che stiamo facendo meno live anche il pomeriggio, che non le sto più facendo durante l'ora di cena perché mi sia scocciato. No. È che vi informo con piacere. Gianmarco è testimone. Ho fatto le ultime 2 o 3 settimane. Ho trovato un lavoro, ho iniziato a lavorare e mi sto settando i tempi, così da poter tornare sia a fare le live con regolarità,
sia finalmente avere i fondi per portare nuovi titoli e portarvi più cose. Quindi ci tenevo a dirvi sta cosa che in live non vi avevo mai detto. Quindi è stanchezza pure da lavoro e non da vecchiaia. La sfiga a 11 decimi di vista, si sa. No, ma guarda, sir, di tutte ne stanno succedendo. Combinazione quando è successo... Pierluigi a posto ogni volta. Pierluigi, scusami, stasera ti vedo come sir. E non è una cosa bella. E non è una cosa bella per Pierluigi. Ah, ti ha detto se finalmente va a lavorare, sto sfaticando. Allora. Ma lui è il proprietario d'albergo. Lui lavora Lui è sempre. proprietario. Cioè, lui teoricamente è sempre al lavoro anche quando sta a casa sua. Perché lui è il proprietario. Cioè, la vita di Serra è difficile comunque. Poi io mi ero organizzato, guarda, proprio per farvi capire la giornata, 2 secondi, poi ripartiamo subito. Ti alzi, ti trovi una notifica e ti sono spariti 400 euro dal conto per un problema con le poste. Mi sono incazzato perché mo tra riaverli, aspettare i nuovi soldi che arrivano tra 2 settimane e quant'altro, io volevo approfittare dei saldi di Steam, oggi lo sto dicendo a tutti da giorni, proprio perché c'erano 4-5 titoli che volevo portarvi in live e non li posso prendere e sta cosa mi fa girare i coglioni da stamattina. Quindi ecco a che è dovuto il giramento di coglioni. Allora, Gianmarco, quindi il bureau... Sì. E stava pure dietro l'allunaggio e le missioni spaziali. Quindi noi adesso dobbiamo mettere in conto pianeta Terra. A New York c'è il Bureau of Control. E ci sono cose strane nel mondo. Getti del potere e così via. Dobbiamo mettere che c'è la situazione di Bright Falls. E sappiamo quello che è successo lì più o meno. Adesso dobbiamo tenere in considerazione anche lo spazio. Non dire 4-5 titoli che sono arrivati. E io l'ho giocato e non è bello e non mi piace. Questo è brutto. No, ho visto un paio di titoli tra horror e c'è un'avventura particolarmente carina che non sembra neanche tanto pesante, c'ha uno stile grafico bellissimo e quella è il prima possibile la porto in live. C'era qualche titolo horror e volevo vedere qualche titolo divertente tra quelli che ci avevo segnato, giusto per farci pure 2 risate. Poi mi sono sentito con Setti stamattina. Con Setti già stiamo pensando di... Aspetta, ecco, ok, ho capito, aspetta. Allora faccio tornare un attimo per sicurezza. Stiamo organizzando delle live con Setti su alcune cose in particolare. Oggi gli ho detto, ci siamo trovati un attimino a parlare di un'altra cosa che vorremmo fare. E lì chiedo a voi che siete i pilastri del canale. Quelle saranno le live dove ho più bisogno del vostro aiuto, non per fare... numero, ma per darci una mano. Non dovete fare niente, ma solo supportarci facendoci sentire che ci siete e dicendoci anche il vostro punto di vista. Che arriverà l'inverno, ragazzi. È altamente possibile che con quello che stiamo pensando di fare possano arrivare i mostri sul canale. Ma no proprio i mostri, proprio le entità, quelle divine. Ok, e il primo è fatto. Mo' c'è da sganciare questo. Un supporto pallare, sì, perché uno degli obiettivi di queste cose che stiamo cercando di organizzare è proprio il mettere volgarmente le palle in testa e entrare in gamba tesa contro tutto ciò che merita un'attenzione su cui c'è bisogno veramente di dire basta, perché non se ne può più. Quindi arriveranno i mostri, ragazzi. Ok, dovresti andare avanti adesso.
Date un po' di energia perché sto contorno rosso mi sta mandando al manicomio. Aspetta, un altro è qui. Vorrei capirci qualcosa. Ok, era un ascensore addirittura. Bene. Bene. Ragazzi, voi vedete qualcosa? Chi supporta la Jaguar? Pierluigi? Fa culo, stavolta l'ho letto bene. Infatti ho visto il nome prima di dirlo. Grande. Sono progressi questi. Sì, Pierluigi, e mi fa piacere che tu abbia capito subito. Sì, quella tipologia di argomenti lì. Non si vede un cazzo, dice solo. Allora, è tutto buio. Aspetta, facciamo un attimo così, perché sennò veramente qua è troppo. Io non vedo manco Jess. Allora, aspetta, fermi. Bene, Ancora. benissimo, benissimo. Bene, molto bene, molto bene. Pierluigi, mi dici tu cosa ne hai pensato di quella pubblicità? Perché penso tu abbia capito di cosa io stia parlando. Io vedo la presenza oscura. Dice che Christian, bravo. No, Pippo, no, Pippo. Ah, gli ha fatto una carezza, ma fatto. Ah, aspetta, ho capito. Che giustamente qui non abbiamo i poteri. Vaffanculo, vaffanculo. Sì, certo. Certo. Che è giusto che un'azienda che vende auto faccia pubblicità in questo modo. Giusto. poi l'auto non si vede. E poi l'auto non si vede. Vabbè. Non è che dici non si vede l'auto. Questo se ci pensi è veramente un meme Che non c'entrava una sega con il prodotto in primis e spero prendano pure loro l'ennesima legnata. Ma per forza non si vede il prodotto. Non c'è niente da voler comprare perché non c'è nulla. Luigi, Cosa io compro? fortunatamente, soprattutto nell'ultimo anno, gestendomi il canale e facendo un paio di cose, io ho avuto... Ecco, avevo un sacco di tempo libero, mettiamola così. Tempo libero che potevo sfruttare in vari modi. Molto di questo tempo l'ho utilizzato per imparare ad usare OBS, per fare cose, quindi mi sono tenuto impegnato cercando di portare avanti qualcosa in cui credo e che mi piace fare, perché sinceramente adoro fare le live e spero che questo si capisca. Però ho avuto anche il modo di entrare un attimino in profondità e vedere davvero che cosa si dice al mondo. Cioè, che sta succedendo? Al di fuori della mia realtà abitudinaria, che sta succedendo? Ragazzi, brutte cose. Brutte cose. Brutte. Cose veramente brutte, ragazzi. Questi occhi hanno visto e queste orecchie hanno sentito persone dire cose che... No, Giovanni, dai, Giovanni. No, non lo so. Giovannino. Forse andavamo a scuola insieme. Zitto, non mi fa ridere perché No, se è no il non mio riesco ad andare il mio avanti vecchio qua. compagno di classe. Giovannino. O Fallon. Jimmy Fallon, certo. Se volessimo parlare senza idiozia proprio. Esatto, per Luigi, questo è perciò lo dicevo in live, proprio rapportandolo a quella situazione lì dove tranquillamente proprio, anche perché come c'è il diritto di parlare e in molti casi dire cazzate, penso che io non passo nessun guaio e non devo aver paura di dire che Re Fantazzi è un titolo inclusivo, perché lancia un messaggio di inclusione verso tutti. No Dragon Age o prodotti simili che sono usciti e che stanno purtroppo continuando a uscire, che va bene lanciare un messaggio, ma in questo modo direi che no. Puoi morire per piacere. Ok.
Basta che siamo nella luce. Ma io ad un punto in Re Fantazio, che vediamo ultimamente, Gianmarco, io vi dico la verità, c'è un messaggio così bello rivolto all'umanità, no? Che mi stavo commuovendo, che non credevo si riuscisse a portare in quel modo e spiegando il tutto in un certo particolare ordine, cosa sia davvero l'inclusione. E non c'è bisogno di mettere trans pronomi, editor grafici per gli interventi per le protesi delle persone trans. No, non è che metti ste cose e hai fatto il titolo inclusivo. Suca, suca. Questo ci vuole la luce e devo farlo tornare indietro. Allora, aspetta, questo lo faceva tornare di là. Allora, aspetta un attimo, che lui mo torna qua. Che devo fare? Luce lì sopra per sbloccare l'interruttore qui. Prendere questo qui e trovare il terzo, che non ho la più pallida idea di dove sia. Proprio io il problema è che quando rifaccio un gioco dove faccio sessioni così che per me potevano essere fatte un pochino meglio, ma per il mio modo di giocare, attenzione, no, che sono fatte male. Sono io che sono un giocatore di merda alcune volte. Diciamo che il cervello tende a farmele dimenticare completamente. Siamo di nuovo rossi, no. Ok. E la luce torna là. Qua torna indietro e qua va di là, ok. Vai via. Diciamo che c'era il fatto nella stanzetta sopra che se mi metto vicino alla porta quindi si recupera un po' di energia. Aspetta, non è che sta qua dentro. No, però c'è un documento qua. Al suo arrivo alla Oldest House, l'entità dell'Apollo 14, comunemente nota come Fra, sta sempre in mezzo, non c'è niente da fare, è stata sottoposta a una serie di esami fisici. L'entità era in grado di parlare, anche se la sua scarsa conoscenza della lingua inglese ha reso impossibile qualsiasi comunicazione significativa. Il materiale relativo all'interrogatorio può essere trovato nel... La sua forma fisica consiste unicamente nella tuta spaziale per la mobilità extraveicolare, EMU, utilizzata dagli astronauti della NASA, lo stesso modello indossato dagli altri membri dell'equipaggio. Potrebbe trattarsi di una EMU autentica prelevata a un altro astronauta della NASA, sebbene la tuta non riporti il nome di alcun astronauta, o di una tuta materializzata attraverso la conversione di o la corporizzazione di. La tuta è leggermente danneggiata e ciò è dovuto unicamente al fatto che il modulo di comando non aveva un quarto sedile a cui l'entità avrebbe potuto agganciarsi durante il rientro. L'EMU è completamente vuota ed è possibile rimuoverne dei campioni, anche se ciò sembra agitare particolarmente l'entità. Le analisi ai raggi X e tramite spettografia hanno mostrato un contorno a forma di all'interno della tuta. Per motivi di sicurezza, l'entità sarà confinata in una cella sicura finché non saranno ottenute maggiori informazioni. Quindi c'è anche, confermiamolo, un qualcosa che non è terrestre, mettiamola così. Quindi, ma adesso il punto è: ma davvero ci sono gli alieni? Così sembrerebbe. Tanto ormai. A questo punto. Allora, aspetta.
Allora, aspetta che qua c'ho un problema. Aspetta, arriva qua. Fammi salire. Allora, io vado vicino alla porta e dovrebbe recuperare un po'. No, che sta lui giù, quindi... Ok, non posso fare niente. No, raga, scusatemi se ci sto mettendo tanto, ma non me la ricordo sta parte. Anche perché batterie non si vedono. Che comunque quelle anche al buio si riescono a vedere. Fuga. Aspetta però. Fammi fare una prova. No, prova del cazzo. Questo non vale come luce. Allora, darsi che riesco a prenderlo così. Ok. Era questa la cazzatina che stavo facendo. Ecco qua. Stava semplicemente fare così. Perché arrivando lì senza energia non potevo prendere la batteria. Quindi adesso si può salire sopra e si è accesa la luce. Vabbè, ci siamo fatti 2 chiacchiere, tutto a posto. Ecco qua, fatto. Allora, i puzzle che fa Remedy hanno sempre un ottimo senso logico, quindi basta capire un attimo e la soluzione si trova. Però se ti deconcentri un attimo si arriva a queste situazioni qui. Però è un errore mio. Il criceto ha perso la testa. Ha preso? Parla con la voce che proviene dall'intercom. Allora. Era proprio qui. Ma se io dicessi driving deep to the surface, tu cosa mi rispondi? Nobody explode. Giusto, giusto. Per dare un effetto. Un piccolo passo per un uomo, Allora, intanto, ecco qua. un grande passo per l'umanità. Hello? Hello. Read about us today. Alan Wake è qua dentro. Abbiamo trovato, abbiamo risolto. Sure. Why are you locked up in here? Casual turning, back and front, and Gerbil took the top head. Not being pressed with that. Lady going and loosing back for eye? Sorry, I think I'm misunderstanding you. What do you want? The head? The head for tails? For reading news, jars, words, and tumble. The reading head. Okay, take it easy. I'll take a look. So maybe it wants something to read. Diciamo che Christian adesso, se io gli chiedo che cosa c'è qui dentro secondo te, tu cosa mi rispondi? Ti dico prima, la risposta ce l'hai. E te l'ho anche fatto facilitato. Allora sì, nel frattempo oggi fatta grande pulizia qui, che si era fatto un po' di calcare, quindi non era perfetta l'acqua. Sono arrivati i filtri, ma adesso è tutto di nuovo. Se la differenza si sente. Cristian penso che si è sparato. Christian ha capito. Christian sa e adesso mi dà la risposta. Sono in live, sì. Ok, tutto a posto. No, che pensavo che stavamo parlando e non ce ne eravamo neanche accorti. No. Allora, Christian, per farti apprezzare ancora di più come Remedy scrive i suoi giochi, noi abbiamo trovato
L'Apollo 14. Abbiamo trovato un documento che parlava di un oggetto recuperato dallo spazio e abbiamo trovato sta nota che diceva, a parte che c'erano 3 scedili e non 4, quindi un'altra persona non poteva esserci. Però al ritorno, quando abbiamo aperto il tutto, abbiamo trovato un'altra tuta da astronauta. Però non c'era il nome sopra. Qui c'è qualcuno che ci sta chiedendo una testa per leggere delle cose. Quindi la domanda che uno si deve porre è: perché non ha la testa? Noi cosa abbiamo trovato qui? Un documento che ci parlava di una tuta spaziale. Da astronauta. Da astronauta. Vabbè, È tuta giusto, spaziale. sì, no, dico. È quella da astronauta classica. Quindi ti rifaccio la domanda. Perché a qualcuno qua dentro dovrebbe servire una testa? Visto che la testa ce l'abbiamo tutti, più o meno direi. Ecco, questo è il modo in cui devi approcciarti al Remedy Connected Universe. Gli indizi ci sono, basta collegare per quanto possibile i puntini. Allora, lui vuole una testa. E io che testa gli do? Testa di cazzo. Non vuole una DOR. Non vuole una DOR. Vabbè. Allora. Io direi che dalla testa ci torniamo dopo, perché io penso che Kree non me ne fa andare se io non entro in quella stanza in fondo. Penso che proprio non me ne posso andare da qua. Concordi? Penso che è un problema se io arrivo lì o non ci arriviamo e non gli faccio vedere cosa succede, quindi... Fatto casino, fatto bordello e siamo tornati all'ingresso. Allora, quindi noi a questo punto possiamo... Ci cambiamo la missione. No. Vabbè, tanto sappiamo dove dobbiamo andare. Allora, permesso. Allora. 2 punti abilità e... Sansfield. Svenken. Svenken è buono. Anche perché Kree lo scudo non lo sto proprio usando in questa run. Quindi comunque segno, questi giorni lavorerò su un progettino piccolo e spero ti piacerà. Kree, tu se me lo mostri a me mi fai solo contento. Di cosa parla? Che se è qualcosa che possiamo pure mostrare in live e ti fa piacere, io la posso portare pure in live sta cosa. Ti ha detto lei è pazzo per lo scudo. Per Sì. Fare questo. No. C'è Alan di mezzo. C'è Alan di mezzo. Ecco. Timing. Hartman just came through here. God, he was hideous. He tore the security door into the Break Falls AWE site wide open. He was so ugly. Like, wow. I got a good look at him, and Christ, he does not look like he used to. The hiss must have messed him up or something. He looks like a bar rag that's been twisted by the world's strongest man. Or a monster from some 80s horror movie. You know, back when it was all practical effects? Ugh, nasty. Real Did you say professional, something? Winston. Remember, I can't hear you. Never mind, just go after Hartman. Oh, so disgusting. Non te lo posso dire, lo scoprirà più avanti. Va bene. Allora, la porta è aperta. Quindi, ragazzi, buonanotte a tutti. Ci vediamo settimana prossima. È arrivato Tom. No, Tom. Mamma Tom mia. è il Pokémon Shiny del canale. Ciao, Lui Tom. appare ogni volta che appare, è sempre un piacere. Che non importa quando entro a vederti a giocare a questo gioco, a prescindere sembra quasi sempre lo stesso. E potrebbe piacermi. Allora, Potrebbe essere voluta. Tom, se non hai mai giocato a Control, ti dico, senza farti spoiler, siamo in un ufficio nel centro di New York, che in realtà è un palazzo organismo vivente multidimensionale, con stanze che cambiano di posto e c'è un'agenzia governativa all'interno. Ed è collegato a un altro gioco, questo qui. Noi stiamo giocando questo gioco, già siamo a quasi una ventina di ore, perché dobbiamo capirne un altro.
Cristian, No, ti devo arrabbiare. Cristo, sto scherzando, è normale che Invece no, entriamo. buonanotte. Allora, ecco qua, guarda. Eccolo qua. And rewritten. Deconstructed, reconstructed. Experimented with different voices. Changed the style, changed myself. Forgotten the language, relearned the language. Have I been here before? Gone down this path before? The darkness wants to hide the past to make me lose my way. You must know where you've been to know where you're going. I trust what I read on these pages. I wrote them for a reason. My notes to myself. The only way to make progress, recap, then write more. The style then. Lose the fat. Make it clear. Ugly. Functional. Present, be blunt. Only the brutal truth. Cut through the reality, tear it apart, rewrite it. Be clever, make them do the work. Form the image in their minds. They make it, you just imply. Incept. They're drawn to the mystery, obsessed. You set it up, they put it together. Their interpretation, and there's only one because you give them no choice. And they believe in it. Because it's theirs now. Allora, Ti ha fatto anche un bel complimento Pierluigi, Sì. tra l'altro. sto leggendo il messaggio di Tom e mo leggo quello di Pierluigi. Io aspetto sempre che continui il fantazio. Grazie Pierluigi. Credimi, mo so 2 settimane che non lo tocco perché io i pomeriggi li stavo passando lavorando, quindi non riuscivo a collegarmi come prima. Però penso che ci sono quasi con gli orari, perché la fortuna di sta cosa che ho comunque trovato è che posso regolarmi io con gli orari. Quindi volevo già iniziare da sta settimana, ma penso dalla prossima già iniziamo un pochettino anche il pomeriggio di nuovo a refantaziare perché sono arrivato quasi alla fine, ancora non ho visto il fine, non ci sto pensando. Chi è Oh, Tom, il Re Fantastico? cosa c'è di più bello di un Pokémon Shiny? Cosa Bellissimo. c'è di più bello? Molti sono veramente un bel Riolu Shiny, Tom, bellissimo. Allora, Tom, guarda, non te lo do per le visualizzazioni del canale, me ne passa per il Colions. Se vai sul canale YouTube, sempre con lo stesso nickname, allora, questo è Control. Io ti dico, recuperati un po' alla volta, se vuoi, Alan Wake. Sì, che cazzo c'entra? Ecco, allora, per farti capire, noi adesso siamo nel secondo DLC di Control, che sta continuando la storia di Alan Wake. Che Remedy ha questa bellissimamente dietro chiamata Sam Lake, che noi andiamo sempre bacini a Sam Lake. Ciao Sam. Sono tanti bei giochini, tutti collegati da una trama comune, mettiamola così, se no faccio spoiler. Allora, Cream, ricordiamoci sempre Alan in che situazione è. Bloccato nella presenza oscura, costretto da quella persona tanto simpatica chiamata Signor Graffio, e dalla presenza oscura che continua ad ostacolarlo da 13 anni sono passati. E lui è bloccato in questo loop temporale dove lui più scrive, più la presenza oscura non solo si adatta a quello che lui scrive, ma addirittura gli sta facendo perdere la memoria. Quindi lui a questo punto è nel panico più totale. Che cazzo faccio che tutto quello che sto scrivendo non serve a niente? Quindi ragionando un pochino come prima riguardo la questione della tuta spaziale, Alan era convinto alla fine di American Nightmare. Ci hai fatto caso, ha detto io ho trovato il modo. Io ho trovato il modo di uscirmene da qui. Perché allora si è reso in contatto adesso con qualcuno dopo 13 anni col Bureau? Alan conosceva del Bureau? Non è che c'è qualche collegamento che non sappiamo ancora? Perché tu l'hai visto con Alan Wake. Se usi un parallelismo, qui Alan Wake sta facendo quello che Thomas Zane faceva con lui in Alan Wake 1. Mi sto sbagliando?
è un Remedy, è un Nomura che fa le cose per bene. Manca solo qualche piccola cosina che poi, sfortuna mia che li becco sempre, ma ci rido sempre su qualche baghettino e qualche problemino un po' grosso, però su cose che capitano a me. Però come scrive i giochi Remedy, con tutto il bene per il maestro Nomura che ha dichiarato in una delle ultime interviste: io vorrei andare in pensione, taci, siediti lì e fammi uscire Kingdom Hearts 4, fammi uscire Kingdom Hearts 4. Non tornare mai più. Quindi, Christian, andiamo avanti. The darkness wants to hide the past and make me lose my way. I trust what I read on these pages. I wrote them for a reason. Noi non sappiamo cosa Alan ha pensato di fare, e qui sta dicendo una cosa: le sto provando tutte, ma veramente le sto provando tutte. E quando sei bloccato in un reame oscuro con una presenza che ti toglie i ricordi e ti fa rivivere per 13 anni lo stesso incubo ripetutamente, ma tu arrivi veramente a provarle tutte. Ecco. Allora, almeno qui c'è una lucina. Ah, c'era un po' di sbodol. Sì, solo lui. Ok, ascensore? Un altro smoke. Aspetta, da qua lo prende. No, Giovanni. Giovanni. Luca. Merda. È stata cattiva e non me la ricordavo. Torno tra un minuto. Vai, vai, non ti preoccupare, tanto faccio un attimo sta fight di sua sorella. Toh. Ciccio? Allora? Tieni il lasso. Tieni il lasso. Chi si viene, lasso? Oh, grazie mille. Dai Gianluca. Ma non fa un muro a papà tuo. Abbiamo preso sta abitudine. Quando facciamo gli ultimi 10 minuti prima che lui se ne va, ci mettiamo un video dei soliti idioti e ci facciamo 2 risate. E ci è venuto giocando a balatro, perché Sì. a furia di dire tieni il lasso, ci è venuto in mente sta cosa. Non fa muro a papà tu, come se fosse una cosa proprio capito personale. Sì. Dico, non fa muro a papà tu. Allora, Thank you for Christian, meeting with dove us sei again, andato? Dr. Hartman. It's my pleasure, gentlemen. I hope the information I provided thus far has been of some small use. It's been invaluable, Doctor. Really, we have a much clearer picture of this event, thanks to your accounts. Well, I do consider myself a keen observer of... We did have one question, though. You mentioned in an earlier conversation that your patients displayed, and I'm paraphrasing here, unnatural abilities that you in fact encouraged during their time in your lodge. It'd be very helpful if you could fill us in on the details there. Of course. Like yourselves, I work to understand and even bend the rules of our earthly paradigm. My patient's well-being was paramount, of course, but I would hardly be a man of science if I did not reach out at the underlying truth. As I stated in my written proposal, I believe working alongside your organization could be greatly beneficial to both parties. Sharing notes, as they say. Thank you, Doctor. That's all we need to hear. Remy? Dr. Emil Hartman, you have been found in breach of codes 4, 8, and 74 of the Federal Bureau of Control Criminal Offense System. What? You can't do this. I am a well-connected man. tra letto pure You're io. making a dire mistake, my friend. You will be detained until further notice and all personal property will be confiscated, including the Cauldron Lake Lodge. That's preposterous. You can't just seize my property. I'm a United States citizen. I have rights. That lodge is my life's work. I'm offering you years of research. Get him out of here. You're making a mistake. You have to listen to me. You have to listen. Ok, Green, non ti preoccupare perché
Abbiamo sentito un vocale, ma per quanto importante lo si può riassumere un attimino velocemente. Allora, nel frattempo rispondo un attimo a Tom. Io non commenterò Non aprire l'argomento Kingdom Hearts 4, che poi tocca commentare per raggio con Gyarados del lago Ira. Il fatto che sarà un reset della storia. No, non sarà un reset. No, Tom. Purtroppo no. No, no, no. Perché ancora cercate di seguire la storia voi? Ci state provando? Io ho una domanda e voglio una risposta. Che cazzo ci fa Stralizia lì? Perché? Perché Thor piangeva? Ecco, perché Thor piangeva? Non si sa. Quindi io voglio quelle rispostine là. Allora, Christian, questa è una registrazione di Hartman che era stato interrogato dal Bureau of Control. E noi non ci dimentichiamo che Hartman comunque ha tentato di approfittare di Alan Wake e che è stato lui comunque in qualche modo, mettiamola così, ad avviare quello che è successo a Bright Falls. Dopo un gioco, 2 DLC e un Alan Wake 1.5, sta cosa la possiamo affermare. E quindi abbiamo un'ulteriore conferma. Il problema... E qui c'è una cosa, una bella sorpresa per Christian. Christian, tu devi sapere che esiste su YouTube, non ricordo quante puntate sono, non ricordo quanto dura il tutto. Esiste una piccola serie ambientata prima di Alan Wake, dove viene spiegato ancora meglio alcune piccole cosucce e il ruolo di Hartman. Quindi io non l'ho mai vista, so il riassunto di quello che succede. Vedo quanto è tutta la durata, vedo quanto è tutto e ci possiamo anche organizzare per potercela vedere. Sorpresa. I've forgotten again. I had a plan. I know it. I've forgotten. He's coming. I've got to get out of here. Dive deep. Eccoci. Allora, ricordiamo sempre il mio stato d'animo nei confronti di Alan Wake e i suoi derivati. Tu aspetti 13 anni di totale silenzio, esce contro e ti trovi i primi documenti, dici oh carino l'easter egg, aspetta ma questo è un altro, ma questo è un altro e abbiamo visto tutto quello che succede. Oh, sono annunciati i DLC di Control, oh ce n'è uno su Alan Wake, ah, lo fai, giochi, arrivi fino a qui e senti questa parte del gioco. Christian, tu cosa pensi? Sta tornando, è lui, ma torna. Io questa scena qui, io esultai, dissi no, mo torna. No, no. È impossibile che l'hanno messo così in profondità e sta dicendo certe cose e non torna. Whatever is going on with Wake, he clearly needs some help. Ricordavo che lo diceva. In tutti i sensi. Ritorniamo ad Alan. Hai un piano per andartene da una realtà alternativa
E il tuo piano è scrivere qualcosa, visto che hai l'abilità di creare cose con la tua macchina da scrivere. Però un piano che prevede un'opera, e un'opera, ricordiamocelo, Pierluigi mi dirà giusto, un'opera deve avere una coerenza narrativa. Quindi, se tu devi scrivere una storia che deve avere senso, devi ricordare quello che stai scrivendo. Quindi la sua unica possibilità di andarsene è scrivere qualcosa in un certo modo e lui non ricorda che sta scrivendo. Io direi Così, che è una situazione un po' di merda. così. Ho capito il perché stasera ci sono dei problemi. Perché? Tu non ti sei reso conto di una cosa. Il cappello cazzarola, è vero? Così di nuovo. Fatto le corse e mi sono dimenticato. Mi sono Ragazzi, dimenticato questo è l'esempio che sono pratico stanco che- a no, merda Che oggi. è vero, le usanze vanno rispettate e che portano fortuna. Uno poi si dimentica, ma di sfuggita di Allora, vai, non ti preoccupare. Per quanto non sia facilissimo collegare le cose in ordine cronologico, ma quindi questo DLC è frapporsi fra Alan Wake 1 e Alan Wake 2? Allora, Tom, io non sono andato manco a vedere ufficialmente cosa si dice, perché di base a me piace seguire la trama di Alan Wake e cercare di arrivare io a certe conclusioni. Da parte mia, io non so ancora allo stato attuale se Control effettivamente avvenga prima o dopo Alan Wake 2. Non ne ho ancora la certezza. So che mi mancano un paio di documenti e mi manca la parte importante del finale del DLC, perché l'abbiamo fatto anche in live, però abbiamo mancato una cosa così tanto palese davanti agli occhi che avrebbe portato ad una cutscene molto importante e non l'abbiamo ancora fatta. Questo DLC, visto che viene dopo Control, e non ti so dire, per quello che uno vede qui, sarebbe portato a pensare di sì, c'è Alan Wake 1, c'è Alan Wake 2 e poi c'è questo, però ci sono tante altre cose che fanno pensare l'opposto, che questo DLC venga prima del 2. Però vi manca un dettaglio importante di storia per capire un attimo il tutto, perché detta così suona a livello cazzata. C'è una cosa importante da capire ad un certo punto dei vari titoli che porteremo in live, e quella vi farà cambiare il punto di vista su tutto, secondo me. Anche perché abbiamo ancora dei personaggi da trovare, cose da scoprire. In uno dei titoli che faremo dovremo metterci seduti con calma e vederci un film di 15 minuti. E non sto scherzando. E credo sia uno dei punti principali per capire la trama un attimino di tutto. Poi sono state annunciate le serie TV su Alan Wake. La serie TV mi sembra con Amazon, non mi vorrei sbagliare. Oh, c'è un video. No, c'è solo il proiettore. Allora, tu vai qua. Che la cosa bella è questa, bisogna un attimino cercare certe cose che possono sembrare un attimino superflue. Christian, l'esempio del dialogo di prima, ha parlato per 10 minuti buoni di cazzate per poi dirti in 10 secondi 2-3 botte di trama belle pesanti. Cioè ha dato proprio la lore quella grossa e cicciotta.
La lore, quando c'è in una storia scritta bene ed è gestita in un certo modo, le cose ci sono. Allora, a questo punto penso che ci dia la chiave, sì. No, vabbè. No, dai, non mi hai fatto il caricamento veloce, vaffanculo. Aspettate un attimo. Allora, no, telefono rosso. Wake scrive un inizio. The story needed many beginnings, many springs. Streams that turned into a river, a flood, and then an ocean. This was one. Wake used the materials he had, the connections he had, the people, the places. Wake put them in to make it true. His wife, the psychiatrist, his city. These connections, like magnets, move things. Alice was a conduit. She'd been in the dark place. The thing that had been Hartman sensed her near, sensed Wake through her. Went berserk, broke loose. Wake made sure Alice was already gone by then. Safe. The more springs, the more the story became real. The more people believed. Cause and effect. It was extremely delicate and hard work. It had to go through the path of least resistance where success was most likely. Where there was a connection already. Wake felt the pressure grow in his head. Going mad. Wake had to escape. Right. His escape. He was already out. He wanted to make it true. Wake needed a hero. A hero needed a crisis. For the part in the story about the government agency, Wake needed something special, something to convey an alien force mimicking human intelligence. Something that can't be translated. Translated. Wake channeled Burroughs and Bowie. He cut up sentences and words. Orange peel. You are home. Insane. He put them in a shoebox. He pulled out the words. Wake created a Dadaist poem. He'd try anything once. Or had he tried this before? Christian, allora, Tom e anche tutti quanti gli altri, questo penso sia un passaggio alquanto importante, perché uno potrebbe pensare che sia stato Alan a scrivere del Bureau. E lo dice chiaramente, ci vuole un'agenzia governativa, ci vuole un eroe e ci vuole una crisi. E Jessie la potremmo definire un'eroina. La crisi c'è stata. Quindi la domanda è, noi stiamo giocando e... Christian, se ti ricordi sta cosa, cercai già un attimino di fartela capire la scorsa puntata. Noi stiamo giocando come Jessie in quanto persona reale o stiamo giocando come Jessie perché lei è stata creata da Alan? E di conseguenza, andando a ritroso, quindi anche tutto il Bureau è quello che abbiamo incontrato in una quindicina di ore che abbiamo giocato, è tutto reale o è qualcosa che ha scritto Alan Wake? Mo Christian sta un attimo così perché sta facendo capo e muro e quindi mo c'ha un po' di problemi. Harry. Sì. Beh, Christian, questo è il tuo momento, vai. Io dovevo staccare la live prima. Facevo rimanere qua, vai. Penso che adesso ci sia stata data una prova bella grossa. Però c'è pure un'altra cosa che ci è stata confermata. Tu ti ricordi che come siamo arrivati nell'area delle investigazioni c'è stato detto
che c'era stato sto casino e che una donna di nome Alice era entrata nella struttura, eccetera, eccetera, eccetera. Qui abbiamo la conferma che è effettivamente Alice e che Alan comunque è riuscito a salvarla. Quindi se sommi questo al fatto che Hartman si è riattivato, ha iniziato ad attaccare l'istituto e Liz gli sta dando contro, noi adesso ci troviamo in una situazione dove abbiamo Liz che, come Jesse, cerca di farci fuori in tutti i modi. C'è Hartman che rappresenta l'oscurità e sta cercando di farci fuori. Però tra di loro non corre buon sangue. To escape, right? His escape. Wake needed a hero. A hero needed a crisis. For the part in the story about the government agency Due, needed e something. tre. Riattiva la corrente. Eccoci qua. Siamo nel cuore delle carte. Another replica. Like the one. This is Director Faden. Send a ranger to my position. Let's put him down! Se ci fate un po' di luce perché non si vede niente. Un pochino di luce. Ah, ma tu guarda cosa c'è a terra. Interrogatorio. Oggetto Alice Wake. Dopo aver contattato l'agenzia, Alice Wake è stata portata alla Oldest House per un interrogatorio il 2017. Consultare il documento per la trascrizione completa. Reso conto. L'interrogatorio condotto dagli agenti Shah e Dempsey ha svelato che la signora Wake ha avuto ricorrenti visite notturne dal suo ex marito, scomparso nel suo appartamento di New York. Indirizzo: il signor Wake è apparso dal nulla e si è precipitato da lei lungo il corridoio. A sua impressione, sembrava in preda alla pazzia e spaventato, raggiungendola chiaramente con intento violento. La signora Wake ritiene che la stia tormentando, insistendo che non si tratti di Alan ma di un fottuto mostro nel suo corpo. La signora Wake non dorme più per paura di queste visite. I suoi tentativi di lasciare la luce accesa durante la notte hanno avuto come unico risultato la rottura delle varie lampadine del corridoio ogni singola notte. Probabile indicazione di un coinvolgimento del... Sono necessarie ulteriori indagini. Abbiamo proposto l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza nell'appartamento. Copie del modulo di richiesta di fornitura L5014 sono state inviate al signor Kirkland e all'amministrazione per l'approvazione. Allora, però domanda. Se consideriamo tutto il mondo di Control come frutto dell'immaginazione di Alan per poter sfuggire alla presenza oscura, allora questo implica che Alan conosce Dor? Che ne sappiamo, no? No, tu lo sai? No, Manco Gianmarco lo sa. non so un cazzo. Potremmo saperlo. Potremmo forse anche noi avere delle risposte. Potrebbe darsi che in realtà neanche nei titoli successivi fino all'ultimo DLC io e lui non abbiamo visto Dor e siamo anche noi curiosi di sapere chi sia. Come c'è la possibilità che lo conosciamo e ci sta molto simpatico. Come ci potrebbe essere antipatico. Quindi ci serve una prova. Io fino a quando non leggo a questo punto Dor e Wake nello stesso foglio, o li vedo nella stessa stanza, o li vedo dialogare, o sento un audio dove sono presenti tutte e due, io parto dal presupposto che loro non si conoscono. E il signor Graffio? Non si tratta di Alan, ma di un fottuto mostro nel suo corpo. Aveva intenti violenti. Ti ammazzerò. Potrebbe essere. Magari. Però Alan parlava che comunque aveva salvato Alice in qualche modo. Questa come te la spieghi? Penso che se era lui, Christian, e quando la salvava?
Allora, questa dovrebbe essere... Ah, ok, ok. Aspetta, poi ci esaminiamo tutto con calma. Allora, vediamo un attimo. Ok, fermo. Togliti Pippo. Pippo? E allora? Suca. Ti sei buggato? Ok, a posto. Andiamo qua. Carica, carica. Luce, luce importante. Ce n'era un terzo, eccolo là, eccolo là. Ok. Tu hai letto il titolo della missione in alto a sinistra? No, documento dopo. Ecco qua, allora. Mo' sei la versione incazzata però che ti posso far culo. Ma vaffanculo. You are pretty rough on eyes, Aglia. Fatto un po' male. In questo caso ci vogliono 2 fucilate. Quindi noi ricordiamoci che un personaggio umano in carne ed ossa con cui abbiamo parlato, dialogato e siamo stati ospitati nella sua struttura in Alan Wake 1 l'abbiamo ritrovato dopo tanti anni in un altro gioco come boss del DLC. E viene spiegato come sia diventato così, perché è diventato così e ci ha dato anche altre informazioni che in Alan Wake non avevamo. Sì, lui è quello cattivo, sì. È anche un po' stronzo. Ragazzi, lasciatemi stare. Ok. Allora, togliamoci un po' di signorini da mezzo. Vieni, 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 aglia. Dammi mano. Vai. Aspetta, mo ti rispondo subito, Cri. Dov'è? Cazzarola. Hartman won't be a problem anymore, Langston. But investigations need someone to run it. Interested? I've seen what happens to sector heads, ma'am. No, thank you. Ma'am, I'm getting something on my terminal here, an AWE alert from Bright Falls, Washington. But it might be a glitch. The date's all wrong, a couple of years in the future. And we're in lockdown, there shouldn't be any incoming signals. Maybe it was active before we went into lockdown? Are there agents on site? Let me check. Agent Estevez is the field agent in charge of monitoring the site, so she should be there to let us know if the situation has been through any major changes recently. They
everything was set in motion. If the alarm's true, then so is the reason for the alarm. The effect must follow the cause. It's happening again. A return. You have been warned. Christian, io dopo questo video, dopo che ti vedi apparire un monitor dove dice c'è un evento in corso a Bright Falls, Christian, io qui stavo esultando, manco avessimo vinto 10 mondiali di fila con 20 gol di scarto. E io che non capisco niente di calcio, penso di aver spiegato in che modo sia stato grosso il mio giubilo. No, allora, io questo video lo vidi, cioè il finale del DLC, l'ho sempre visto come Alan Wake sta tornando. Per forza. Cioè non c'erano proprio alternative. Ero ormai sicuro che prima o poi il 2 sarebbe uscito finalmente. Finalmente. Ma ci ha avvisato su cosa? Non concentrarti su quello. Pensa che comunque lui ha avviato questo piano. Si parlava che c'era un agente lì sul posto, l'agente Stevez, e non ci dimentichiamo che in uno dei documenti che abbiamo trovato c'era proprio scritto che comunque il Bureau, avendo saputo della situazione di Alan Wake, seppur in parte, hanno montato una stazione di rilevamento lì per vedere se accadeva qualcosa. Però c'è da considerare anche quello che diceva Langton. Sembra che sia un messaggio proveniente dal futuro, un problema temporale. E effettivamente neanche lui sapeva se l'evento è iniziato prima che avvenisse il blocco nel settore qui o se sia effettivamente avvenuto mentre noi eravamo qui. Quindi tu non si può dire con certezza da quanto sta accadendo qualcosa a Bright Falls in questo momento. Però tutto quello che è successo in Alan Wake sta accadendo di nuovo. Ci ha avvisato dell'arrivo di qualcuno e penso che sia proprio il signor Graffio. Potrebbe essere. Abbiamo sempre quella figura che stava inseguendo Alice, violenta e pericolosa e che sembra mio marito ma è la sua versione animalesca, quindi... Però io ti invito o a vederlo su internet o a riprenderti gli ultimi segmenti di live per sicurezza, che se tu cerchi Control Alan Wake penso che ti arriveranno tante di quelle cose avanti che tu ti senti male, quindi no. Domani recuperati il VOD della puntata di stasera, vediti per bene, un consiglio che ti do. L'ultima parte del video, hai visto che ha mostrato varie sequenze a schermo, varie cosine un pochino particolari? C'è stato un susseguirsi di immagini che secondo me se ci dai un'occhiata male non fai, eh. Allora, esaminiamo la stanza perché c'erano documenti e c'erano altre cose. Resoconto di Bright Falls del 1976. Una manifestazione non confermata della soglia si è verificata al lago Caldron, a Washington. Gli abitanti di Bright Falls si erano radunati nei campi a sud-ovest della cittadina per la sagra annuale nota come Festa del Cervo. Tutti i testimoni oculari sostengono che era stata una giornata soleggiata, situazione confermata anche dai bollettini meteorologici della zona. Ma senza alcun preavviso era apparso un temporale in direzione della fattoria degli Henderson e dal lago Caldron si era sviluppato un tornado. Cos'è che avevamo visto noi nei DLC di Alan Wake 1? Mi sembra dovevamo risalire un tornado, però noi l'abbiamo visto nel mondo oscuro.
Qua si sta parlando del mondo reale. E segnati la fattoria degli Henderson, che forse potrebbe essere importante. Gianmarco, tu confermi, smentisci? No, io Grodol. Lui Grodal nel frattempo. È una parola che mi piace molto. Era come se il giorno si fosse trasformato in notte. Testimonianza di Francesco. Frank Breaker, lo sceriffo di Bright Falls. Frank Breaker, vediamoci anche questa. Lo sceriffo di Bright Falls, in precedenza agente dell'agenzia, consultare il documento dei dipendenti, segniamoci anche questa cosa. È riuscito a portare in salvo tutti mentre la zona della sagra veniva distrutta dall'inondazione. La sagra è stata annullata, terminando così un giorno prima. L'assenza di una presenza ufficiale dell'agenzia sulla scena ha reso questo evento piuttosto difficile da segnalare come un caso di evento alterato confermato, sebbene la somiglianza con altri eventi noti nell'area di Bright Falls presti credito alle testimonianze degli abitanti. Questo è l'evento accaduto prima di Thomas Zane. Abbiamo dei cognomi, abbiamo Henderson, abbiamo Breaker, però non ci è stato detto, e anche il documento stesso ce lo dice. Sono successe cose ma ancora non abbiamo capito, però è successo un problema qui in quella zona e ci potrebbero essere degli eventi simili lì intorno. C'era la registrazione qui. These are the notes of Dr. Emil Hartman. I am continuing my work alone again since certain parties were too blind to recognize a golden opportunity. Despite my generous offers, the conversations came to naught. Some people simply do not value collaboration as I do. Though I believe now that it was for the best. The sort of bold, pioneering work that I am undertaking cannot thrive under the shackles of bureaucracy and regulation. I have a history of seeking such partnerships. There was a time when I had hoped Alan Wake and I could collaborate. Together we could have produced art such that the world has never seen. But Wake was stubborn, egotistical. Writers usually are. Disappointing nonetheless. But now, like Tom before him, Wake has disappeared into Cauldron Lake. And this is where my work turns hypothetical. Since he was lost to the lake, Thomas Zane has been observed by various townspeople. This indicates to me that the individuals within the lake are not entirely gone. I anticipate Wake will similarly return one day. While I may harbor some resentment for the man, his raw talent and determination are undeniable. From this, I have concluded that the lake and the dark place within it are not as removed from this world as I previously thought. Given my acute awareness of what awaits within, my meticulous preparations, and my considerable education, I believe myself much more prepared than either Tom or Wake. I should be able to cross into that dark realm with the chance to return as they have. All that remains is the dive itself. It frightens me, I admit, but such is the burden of the truth seeker. I will take my plunge into the dark tomorrow, with only the light of knowledge to guide me. It is time for a breakthrough. Until I return. Allora, punto primo, io sono migliore di Tom e di Alan. Sei appena stato sconfitto, quindi io quella cosa la metterei un pochino così. Io la vedrei un attimino anche come una lezione di vita questa Cree. Allora, noi abbiamo appurato che Hartman è
colui che ha fatto scattare l'evento di Bright Falls quando Alan Wake è arrivato lì. Quindi, di conseguenza, sentendo questa nota vocale, ci siamo resi tutti conto di quanto fosse presuntuoso e convinto il dottor Hartman di sapere di essere bravo e di essere migliore degli altri. No, ci troviamo fino a qui. Quindi noi abbiamo, dopo anni, mettiamola così, la spiegazione sul perché, tra virgolette, Alan ha passato tutto quello che sta passando. Perché se si è presuntuosi, fai questa fine. Non solo fai questa fine tu, ma a cascata, che esiste una bella cosa chiamata effetto farfalla, cosa di cui noi non ci rendiamo tanto nell'ordinario e in tutti i giorni, ma davvero ogni singola azione che noi facciamo ha una ripercussione sugli altri, sia esso in positivo che in negativo. Quindi pensare che una persona così presuntuosa abbia portato, seppur in parte o completamente, a tutta questa situazione qua, ragazzi, non siate presuntuosi, che fate la fine di Hartman. Cioè, si possono fare le pubblicità con questa cosa. Cree, andando un pochino più all'interno, tu hai notato qualcosa di strano in questo vocale? C'è qualche punto che ti attanaglia le viscere? Hai qualche domanda? E per rispondere alla tua domanda di prima, allora, Christian, guarda, se ci arrivi adesso ti stritolerei il pipo molto forte, che è impossibile che tu mi dia la risposta esatta in questo momento, secondo il modo in cui sto cercando di farti ragionare sempre su tutta la trama e che spero continui a piacerti. Se Alice è stata salvata perché la figura che si identifica come Alan non può essere proprio signor Graffio, io ti dico, hai sia modo, già adesso si è capito come direzionare un attimino il cervello su certi argomenti. Tu sai già ora se quello è il signor Graffio oppure no, ed eventualmente se pure il perché quella persona lì. Sia che sia Alan, sia che sia Graffio, tu sai il perché quella persona era lì. Ricordiamoci, Alan è nel regno oscuro, non si può muovere da lì. Quindi cos'era? Un'apparizione? Cos'era qualcos'altro? È arrivato anche il Setti. A posto. Ecco qua. Siamo divertiti a Balatro oggi, Setti? Setti, hai avviato pure tu il Balatro. Bravo, bravo. Allora, ero lì che lavoravo al PC, all'improvviso è apparsa la notifica. Ho detto, vabbè, starà facendo qualcosa con Omori. No. L'abbiamo scoperto anche noi, Setti. Setti, è un problema. Io sto controllando soltanto se c'è qualche altro documento o qualcosa che abbiamo missato. Quindi, Christian, noi mo switchiamo perché volevo farti finire qui anche col... come possiamo chiamarlo? L'elefante nella stanza. Immaginiamo la felicità di un giovincello che era l'unico a sperare, forse insieme a altre persone che ho visto si sono interessati col tempo alle opere di Remedy. Lo aspetti per 13 anni, fai un DLC fatto bene, della durata giusta e dai spunti di trama interessanti sia per la trama di Control che per la trama di Alan Wake in sé, me lo fai finire con Bright Falls è di nuovo attiva, sta succedendo qualcosa, e che quella sensazione lì di bellezza di come è stata scritta questa trama, Christian,
non è niente rispetto a quello che vedrai dopo. Io spero sempre che tutto quello che ti stiamo pompando poi ti piacerà, perché... Però, Christian, madonna mia, se ce n'è da vedere, madonna mia. Veloce come veloce il vento, potente come un vulcano attivo. Buonasera anche a lei, Francesco. Gostati anche stasera, incredibile. Allora, no, non mi sembra ci fosse altro. Questa comunque è una replica della clinica di Hartman. Allora, aspetta. Ok. Se non mi sbaglio c'era un'altra cosina qua sopra. Com'è, Francesco? Com'è, Francesco? Allora, mi sembra che sia un film piacevole, mi è parso di capire, però oramai non riesco più a capire certe cose, che tra film che hanno elementi woke, cazzi e mazzi, chi li esalta, chi questo e qui quell'altro, ci sono alcuni momenti in cui non riesco a capire se un film sia effettivamente bello o se è bello perché deve essere detto che è bello. Quindi del tuo parere, a differenza tua, mi fido. Se mi dici tu che ne hai pensato, mi fa piacere. Aspetta, chi sarebbe mo il number one? Spiegaci un po' tutto, Christian, dai. E poi Gri, quel vocale ha detto una cosa, ci sono avvistamenti, ci sono persone che dicono di aver visto Thomas Zane. E che qui in Control noi ricordiamo perfettamente che era uno scrittore Thomas Zane. Ce l'hanno solo detto 800.000 volte in Alan Wake. Però qui tutti si ricordano che era un regista. No. Da qui arriva qui. Devo togliere quella palla da mezzo. Ah, è anche un musical. Bene. E quando sottotitoli così non riesco a capire se è qualcosa che mi piacerebbe vedere oppure no. Francesco è un cretino, sarà pure un imbecille, sarà pure un idiota, sarà pure uno che gosta, sarà pure uno che non ne capisce di giochi e non gli piace Persona 5X. Però diciamo che un pochino dei suoi gusti uno si può pure fidare. Però a me piace il robottone. Vabbè, il robottone piace pure a me. A me Quindi. no. Vabbè, sono gusti. Compro carte e spazio perché frutta questa collaborazione. Compro 2 box. Francesco, allora, aspetta, ho capito il gioco di Francesco. Vai. Allora, facci caso, tutte le cose che Francesco più dice che non gli piacciono, più lui le fa. C'è il plot twist. Quante volte Francesco mi ha detto che odia Persona 5X? Non è vero. Non è vero, a lui piace. Ne ho le prove. Ne ho le prove. Sì. Questa è una prova scientifica. Vai, fai qualcosa. Di qualcosa. Potete morire per piacere? Una semplice formalità. Va fatta decapitare. Perfetto. Non capisco cosa c'è. Qualcosa del film? La protagonista. Ricordavo sta parte con tutti questi nemici. Perché si sono attivati nel momento in cui andavamo su. Perché a me mi sembra c'era qualche altra cosa qua dentro. Giovanni! Minchia che culo. Minchia che culo. Ho visto qualcosa di interessante sugli spunti? Francesco, non ci siamo sentiti oggi. Ti dico solo, mi sono svegliato stamattina, mi hanno preso 400 euro dal conto e che le poste ha sbagliato a prendersi una rata del prestito. Se ne sono prese 2 lasciandomi con 53 euro e 20 centesimi sul conto.
Non ho aperto proprio Steam, Francesco, perché sennò penso che tiravo giù l'impossibile. Ok. Io ho fatto shoppata, Francesco. Sto di un intossico che non hai idea. Sì, Francesco, sto nero. Ma nero che... modello Calimero. Infatti Steam non mi ci sono proprio accostato perché se lo apro è finita. Io sto ragionando. E qual è il tuo dubbio, Francesco? Pensando che c'hai migliaia di euro in banca. Che dubbio hai? Dici un po'. E 27 case di proprietà, ricordiamo. Dai. Dai, diccelo, dai. Ok. Non c'è niente, ma c'era Sgrodol qui. Sì. No, allora, forse... sì, era questo alla fine che c'era, ok. Allora, torniamo a un punto di Ho salvataggio. capito, stai ragionando che prendere, Francesco. Quali sono alcuni giochi per i quali sei indeciso? Questa è la domanda, mamma mia. Mamma mia, la casa di Topolino. Aspetta un attimo. Prova di Wake. Una fotografia di Alan Wake scattata da Alice Wake durante un evento nella sua casa. Di recente Alice Wake, ex moglie di Alan Wake, consultare le MA35 per maggiori dettagli, ha ricevuto la visita notturna del suo ex marito o di entità che gli assomiglia. Consultare il documento per maggiori informazioni. Essendo una fotografa professionista, la signora Wake ha posizionato le macchine fotografiche con dei sensori di movimento nel corridoio, in cui è comparso, riuscendo a catturare una fotografia del signor Wake. Durante un interrogatorio con la signora Wake ha menzionato di aver perso la sua macchina fotografica preferita, una del 2010, durante le MA35. Non è stata trovata alcuna corrispondenza con le prove confiscate a Bright Falls ed è stata quindi archiviata come potenziale oggetto alterato e il personale di ricerca di stanza a Bright Falls è stato contattato per verificare se qualcuno fosse a conoscenza di tale oggetto. Quindi, dove è finita sta macchina fotografica adesso? Dovrebbe essere nel bureau. Ci dovrebbe essere una foto di Wake sopra. Ah, detto Setti, ho appena fatto 23k di fish in un turno. Setti, fammi sapere quando ne farai 615.000. Eccola qua. Grazie. Allora, questa è la fotografia. L'abbiamo trovata. Era persa per tutto il bureau, stava a scrivania a fianco. Francesco. Questa è la faccia che ho fatto io stamattina quando ho controllato poi il conto. Usala come meme. Sì. Quindi, allora, Christian, chi pensi che sia? Risposta A, Alan Wake con un po' di dolore ai denti, quindi che gli fa male giustamente, o il signor Graffio. Opzione C proposta da Gianmarco, Alan Wake che va a prendere il treno. Di fatta. Ci siamo pure in orario, una partitina a balatro, ci sta. Allora, mentre aspetto Christian, ma Francesco fa qualcosa di diverso. Io gli ho fatto una domanda come amico mio, di che cosa sei indeciso? Minchia. Per ora avevo visto Hades 2, Pizza Tavola, Masterchef Collection e cazzi. Cioè tu ci hai messo tutto questo tempo per scrivere 4 righe? Sceneggiatura di Night Springs, pagina 4. Ti ha risposto Christian. Che volevi leggere qui. Per te, signor Graffio. Ok. Secret Agents. Ok. Lo scienziato si volta verso quello che prima era il suo direttore, ora trasformato in uno sconosciuto. Una sorta di alieno che assomiglia solo al direttore nella forma. Lascia cadere gli appunti e inciampa mentre cerca di raggiungere il portale che si sta chiudendo. Ma l'orribile entità si è già precipitata in esso in un flusso di follia e caos. Lo scienziato viene catturato e divorato dall'entità, mentre quest'ultima entra nel nostro mondo. Il direttore solleva la pistola verso la sua testa. La sua mano è ferma e senza alcuna esitazione. Direttore, o almeno così credevo. La visuale ha un effetto di dissolvenza in nero, si sente uno sparo. Narratore, voce fuori campo.
E quindi il nostro desiderio di controllo, la nostra ossessione di dominio e potere, l'arroganza in gioco in questo spettacolo di marionette per bambini in cui stiamo recitando, può portare alla nostra perdita del controllo, a sottometterci a coloro che tengono davvero i fili e ci controllano. In Night Springs. Allora, facciamo un attimo la chiusura col botto come piace a noi, così. Un attimo, voleva sapere. No, penso che mo finisco sto blocco qua, salvo e mettiamo una decina di minuti, un quarto d'ora a balatro e ci facciamo qualche rannetta così veloce. Allora, caro Christian, questo è un foglio, una pagina della sceneggiatura di Night Springs. E si parla di un direttore. E si parla di uno scienziato. Sì. Noi abbiamo sentito più e più volte che tra il direttore Trench e Darling c'erano dei problemi, c'erano dei casini. La visuale ha un effetto di dissolvenza in nero, si sente uno sparo. Cos'è la prima cosa che abbiamo visto appena abbiamo iniziato Control e siamo entrati nella Oldest House? Ok, Christian mo sta iniziando a collegare i puntini. Bene, mo gli do un'altra botta. Allora, in questo spettacolo di marionette per i bambini, noi abbiamo visto in televisione quello spettacolo con le marionette, quindi ci siamo. Viene catturato dall'entità mentre quest'ultima entra nel nostro mondo. L'inizio di Control. Il problema resta uno, ed è qualcosa che io e lui sospettiamo da tempo immemore. Però comunque aspettiamo delle conferme. Sottometterci a coloro che tengono davvero i fili e ci controllano in Night Springs. Ora la domanda è: che cos'è o dove si trova Night Springs? Perché io inizio sempre più a credere che troppe volte, troppe cose, addirittura è stata comprata dal Bureau. Quindi se colleghiamo questo al fatto che Alan Wake o c'entra con la creazione di tutto quello che sta succedendo qui, o che in qualche modo ci sia qualche altro collegamento, forse Night Springs potrebbe meritare un attimino più di attenzione. Anche perché sappiamo che Alan Wake scriveva delle sceneggiature per Night Springs. Aspetta, no. Ho detto vado su al punto di salvataggio. Ci sono passato letteralmente attraverso. Oh, buonanotte, Setti. Riposa bene. Oi, Setto, buonanotte, ci sentiamo domani. Ciao bello. Buon nuit. Allora, io faccio un doppio salvettino. Ecco qua. A posto. Allora, Control, parte l'inizio turbolento, poi si è ripreso. No, riposa in pace, Setti, no, Non dai. è morto, Francesco. Dai. Non è morto. Dai. Aspettate che aggiusto le categorie, se no mi menano. Ah, una partitina a poker Isaac ci vuole. Minchia, sarebbe bello Poker Isaac. Ok. Sperando si avvii e non faccia i capricci come ieri. Forza Balatro. È mancata l'acqua di sorgente. Sorgesano. Allora, aspettate che cambio la Ah, scena. comunque ho scoperto una cosa molto utile. Ti ricordi quel voucher bianco che ci esce nel negozio, quello vuoto? Sì, Ne cosa devi serve? prendere 10. E si sblocca una cosa. Ah, ok. Tutti in run separati, beh, non è che 10 volte in uno. Però ne prendi 10 e sbloccavano non so cosa. Però Ok, va bene. si sbloccano. Allora, 12, mi ricordo. noi ieri eravamo qui. Ah, rimetto la chat. Christian, se hai domande o altro, vai pure tranquillo. Sì. Giochi da vedere su Steam se stanno scontati dai Dragon's
Sì, Francesco, ma tu ogni volta hai giocato già tutto. Cazzo ti consigliamo? Che cosa ti possiamo consigliare, Francesco? Buonanotte, Cristianone, allora. Cristian, buonanotte, ci sentiamo poi con calma e vediamo se riusciamo a fare qualcosa pure nei prossimi giorni. Un bacione, bello. E anche stasera sei andato bene tu. Molto. Non lo vorrei dire, ma sono costretto. E ancora Qualcosa di particolare. Francesco, come facciamo? Non abbiamo Enzo manco li ha visti. Io Steam No, io non l'ho aperto proprio perché se lo apro domani penso do un'occhiatina così, ma oggi sto troppo intossicato per andare a dare uno sguardo. Allora, cioè tu hai capito con questi due se vinciamo qua è fatta. Dai, passa un po' di più. Allora, aspetta, iniziamo a fare così. Date nomi di giochi carini, io me li guardo su Steam. L'ha ripetuto. Non mi serve. Sto pensando a qualche titolo. No, t'ho capito così e ci sto pensando pure io un attimo. Io, Francesco, purtroppo non ti posso aiutare. Lui non Steam. No. Io mi sono comprato Nino Kuni 2 oggi. Però sulla Play non penso che mi interessi. Ho fatto level 5, quelli che hanno fatto anche il Code Rain. No, lo so, ma io ce l'ho pure. Code Rain. No. Ah, level 5. Nino Kuni No, 2. pensavo level 5 pure tutta questa. Oddio, io non credo che farà bene. Molto sgrodol. Come li fai? 320 o 320? Li farò così. Cambiando la partita. Io non ho giocato sulla Play. E allora Francesco, io che cazzo ti devo dire più? Cioè io una cosa la potevo fare. Guarda, io non so che dire. Allora, che gioco gli posso consigliare? Grodo. Il problema è che lui ha giocato tutto. Appunto. Allora, doppia coppia. Anche se all'inizio la cosa che conviene è fare sempre le scale. Ho tante domande ma non so come votare in questi giorni, veramente dirò qualcosa. Buonanotte a tutti. Vai, Cri, tranquillo, buonanotte. Segna tutto, Christian e poi poni. Pure stasera ha avuto la sua buona dose di lore assecchiate proprio. Oggi pure ho finito il pass di Fortnite. Francesco, figlio mio. Tutto quello che hai l'hai finito, ma tutto hai giocato. Ma uno che ti consiglia più? No, aspetta, mi sembra che ultimamente un titolo ben stai. Questo? Sì. Io questo in generale inizio con Pacchetto del buffone. Questo qua lo devi farma per un po' di tempo, io lo prenderei. Questo è più random. Questo però prendendolo e iniziandolo a farmare adesso. Dai, buttalo dentro. È sfizio. Anche perché questo non è che scade, ci vuole un pochino, quindi No, dobbiamo ci vuole giocare parecchie 6 mani. Sì. Praticamente lo fai ogni 2 A partite. questo punto vado un pochino di manica larga. Doppia coppia. Ma non credo proprio. A questo punto ci conviene giocare mani. Cioè, dobbiamo giocare mani. E giustamente ne mancano 3. Anche perché già sbloccare il primo e fa già un per 4 già ci dà una mano non indifferente. Non è cumulativo, così. Ogni 6 mani. Aumenta. No, non è aumenta. Ah, l'avevo capito così. Ah, lo dà solo noi, quindi noi già così lo sblocchiamo. Credevo che fosse sequenziale la cosa. No, mo, la prossima mano fai per 4. Ah, ok, Poi si a posto. resetta. Ah, si resetta pure. Io pensavo che fosse fisso poi, come gli altri. Magari.
Vabbè, ci ho sperato. Questo è buono, ad esempio. No, questo. Un po' di jumbo pack. Gli assi. Abbiamo anche questo. Possiamo arrivare a meno 20. Ok. E che te lo dica a fa? È da 100. Andiamo avanti, pure questo. Allora, 600. Doppia coppia qui. Ok, mo' è attivata. Ora, Ok. questa mano qua. 6, 5, 4, 3, 2. Ah, oggi devi cambiare l'ordine. Questo va alla fine. Esatto. Ok, mo' si è disattivato. Ah, ok. Allora. Sì. Tris. Comunque fatevi un favore, giocate Project X Zone per 3DS. No. Giocati tutti e due, Francesco, ma... Dai, Francesco. No, sono belli. Non mi frega. Tutto quello che consiglia Francesco a me. No, invece è bello. No, te. Facessero uno adesso. Mamma mia. All'improvviso ti trovavi a sfidare dei Nemesis in uno strategico alquanto simpatico, lottando con i protagonisti di Yakuza. E tu lo menavi. Full poker. Scala reale, no. Meglio il full a sto punto. Allora, multiuso, dorata. Adesso che abbiamo quello là. Io farei o imperatrice o morte. Io mi farei un altro asso. Non trovo. Quindi prendo un 6, metto qua, faccio 1 e 2. Ti trovi? Perché ci aiuta per il colore. Allora. Doppia coppia. Adesso qua aggiungo... Ah, ok, più fai quella mano, più... Ok, ok. Ah, non li avevo proprio visti. Gancia soldino. Cioè io non so se questa cosa succederà, però... Ah, questo è fortissimo. Allora, aspetta. Io questo lo compro e lo inizio a mettere qua. Che così copia. Fa così. Sì, così dovrebbe arrivare a meno 40. E possiamo comprarci più cose. Come troviamo qualcosa di buono, ci togliamo questa se siamo potenti. Però almeno così possiamo shoppare di tutto e riempirci il più possibile. No, ok, quindi con questa... Ah, incompatibile. Mettila a sinistra. No, così prendiamo il doppio dei punti qua. Continuiamo a prendere punti su punti. Oppure questa? No, col moltiplicatore è meglio. Questa? Sì, però Ok. vanno alla fine. Ok. Allora, qua a questo punto non possiamo comprare niente. 10. Già 5, 4, 3. Ah, 3, 4, 5, 6, ti manca un 7, un 2. guarda, in realtà faccio così.
Inizio a lanciare questi qua. Avevo uno. È vero che danno tutte le carte ti assegnano punti. Uso anche la pietra. Mi fa 100 fiche con la pietra. Oh, l'abbiamo sbloccato. Ottimo. Fortissimo. C'è mano. Aspetta. Tu che hai In preso. realtà sono andato bene molto anche con questo qua. Questo veramente se Quando giochi giochi anche i colori, ogni quadro in questo caso ti dà un per 1.5 di moltiplicatore ogni carta. Però è per le va a build, quindi dipende dalla build che vuoi fare. Diciamo questa me la vendo. Penso che il massimale sia meno 10 a noi. No, ma non potevamo comprarle. Dicendo qualcosa. Che hai trovato? Che c'è sto Francesco? Prendi quel cazzo di giochi. Quale? Questo qua. Non c'ho spazio. E non la posso comprare poi. Francesco non si può fare. Ecco, questo si vedeva prima. Anche questo è buono. Francesco non si poteva. Gioca solo un tipo di mano, quindi dobbiamo andare con le doppie coppie. No, Francesco sì, potevamo togliere anche il jolly del Tris. Il problema è che... Ah no, è vero, ha ragione. Se toglievamo il jolly del Tris inutile, avevamo ancora il punto più basso e potevamo prenderlo, ha ragione. Sì. Dobbiamo dire che aveva ragione Sì. Francesco. Oh Antonio, buonasera. Ciao, bello. Oh, ciao Anto. Dobbiamo rischiare con le carte alte. Ragione Francesco. Te l'ha detto. No, fermo, c'hai anche... Dici però così il moltiplicatore è un po' più alto Dobbiamo del fare basso. solo con le doppie coppie. Vai, fai doppia coppia, vai. Manda con le alte. Pane in vasca, non durante il bagno, mannaggia il civile. Che fine sarete comunque ragazzi? Stiamo parlando. Sì. Anche Francesco. Dai, 400 Francesco punti. ti saluta Fatto. Peppino. È fatto. Cazzata perché Francesco mi aveva dato un giusto consiglio, ma siamo andati troppo di fretta e abbiamo pagato. No, vabbè, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Aspetta. Detto, non butta il portafogli nella vasca. Siamo Allora. Questa. io fra i 10 minuti. Però questa pure è buona. Quella lì che è uscita negativa e quella là con i cuori, va bene. Questa non l'avevo mai preso, sai? Prego, Anto, te l'ho detto l'altra volta che come avevo lo slot te lo davo. Il tris. Ah, no, Questo. aspetta, tu per ora in realtà lo potresti anche ancora tenere perché quella la puoi prendere comunque, cioè sei slot. Ok, a posto così. Questa non la possiamo prendere, però possiamo prendere questi due pacchettini qua. Io prenderei i soldi così. Questo. Ah no, ne puoi prendere due. Prendi i soldi e raddoppio soldi. Questa qua. Questa un sacco. E poi l'altra che li raddoppia. Esatto, questa. Ora stavo pensando a fare qualcosina per KQ e Jack e gli assi. Dobbiamo vedere un attimino di potenziarci e di trovarne altri. Allora, doppia coppia. Francesco, in che senso? Più 10 multa 0. Dove sta, Francesco? Questa qua che abbiamo preso? No. Quale? Non ho capito. Abbiamo preso tutto. Fammi vedere solo l'ordine delle carte se è giusto così. Tu vai giù.
questo. Sì, credo di sì. Ok, allora tutto a posto, anche perfetto. Ok, possiamo andare. L'unica cosa oggi è che le scale noi non le Camera facciamo 20. molto. Allora. Iniziamo ad andare così. Aspetta, Francesco, aspetta, però ormai è andato. Che aspetta cosa? Cosa devo aspettare? Full di livello 2. Sta copiando l'altro jolly che ti dà moltiplicatore Questi due qua. in base alla mano, a quante volte hai giocato la mano. Ok, anche questa l'abbiamo vinta. Se no tu perché che cosa copieresti, Francesco, nel caso? Questo meglio della scala, secondo me, però perdi il bonus, quindi no, non si può togliere l'altro. Potessi togliere il tris. Io toglierei questo Pure io. per questo. Sì. Voilà. Questo è più forte del moltiplicatore, è sempre meglio. Più moltiplica, più punti fa. Allora, soldi a sto punto li mettiamo. Questi due sì. Vediamo se possiamo potenziarci qualcosa. Questo però è una chance, lo sì. Vedi se non ti piace. Quadri e due pianeti. Se fosse stato Dobbiamo rischiare giusto per salire un po'. meglio. E verso la fine sì, Francesco. Più verso la fine, ok. Ma E così... carta più alto, ok. Purtroppo no. Allora, vediamo un po' il prossimo. Sì. Questo è il Sì. Fai scala. Ci abbiamo colore, non ci abbiamo niente. No. Che però ha il suo perché. Quello che faceva quello da lussurioso, quello scusa, a fianco a sinistra. Questo qua. Le carte cuore. Ah, i cuori. Ok, i cuori. 3, 2, 10. Ce l'hai quello premo, C'è un sacco di quadri. Devo usare Perché? Ah, il capo devo tenere per una... Sì, preferisco più per un'altra cosa di là. Anche se comunque dovremmo fare... Forse ce n'è anche un altro. No, basta direttamente questo qua. Cioè 1000 punti li facciamo benissimo. Ah, posto, 2000. Gancia soldino. Allora. Sicuro. Molto forte. Siamo quasi alla fine, ma questo è un forte. A finitura, questo lo prendiamo. Io prenderei pure 2 pacchetti in più. No, i pacchetti li prendo. Volevo pensare se fare il cambio del negozio e vedere che Joker usciva adesso o se aspettare dopo. Allora, dai, iniziamo a far salire la coppia normale. In caso di emergenza almeno siamo un pochino bilanciati. Tarocchino. Questo è il colore. Almeno ci potenziamo. Allora, il tris. Lascia fare. Lascia fare. Abbiamo parecchie carte che abbiamo aumentato come numero, quindi ci sono un pochettino più di possibilità che ce le troviamo, soprattutto se ci escono gli assi e ci potenziamo la coppia a sto punto. Tanto scala e cose varie, scala reale soprattutto non ci riesce mai. Oddio, raro. Noia, devo spendere un pochino di soldi prima.
Buonanotte Antonio, ciao bello. Poi Anto, buonanotte. L'unica cosa che posso pensare di fare così abbiamo guadagnato un pochino qua. C'è un full. No, No, 10. 10. Cioè con l'asso Però dà di con meno. l'asso. Però dà di meno. La scala dà di Sì, meno ma la ancora scala per che un. aumenta il moltiplicatore di fish del gioco. Allora. Quindi mo ci dovrebbe essere anche un oggetto nuovo. Allora, qui carte quadro non ci interessa, questo, visto che sta qua. Jumbo pacchi per più. Sì. Sì. Andiamo pure questa qua. Ah, una l'ho scelta io, una la scegli tu. Vedete il 3 che fa? Questo. 10 moltiplicatore, carta fortunata. Prendiamoci questo qua. Tutte le figure vengono pescate a faccia in giù. Allora. Somor, grazie mille per il follow. Grazie tante. Io questo lo lascio qua così per i fatti suoi lo faccio preparare un attimino. Mi tolgo questi qua. E oso. E ho osato male. Qua ho osato male. Però sono 6.000. Allora. Faccio doppia coppia qua. Vai. Pappolia. Ok. Ha pappoliato bene. E anche questi ce li mettiamo in tasca. Allora, siamo a 6 su 8, non siamo messi male. Un altro scarto ottimo. Dici, Setti. Ma come? Ma tu non eri andato a dormire, Setti? Vado a dormire, vedo solo il Come fai letto. ad avere le carte diverse? Che vuol dire mo Allora, questo? c'è Cioè, chi può e chi non può. Io può e adesso puoi pure tu. Se tu metti il menu, personalizza il mazzo e te li vai a personalizzare in base agli aggiornamenti gratuiti con il pacchetto amici pucciosi riuniti nello stesso gioco. tutorial eseguito. Ecco. Chiedete e vi sarà dato. Grazie, ti amo. Ti ho detto. Prego tesoro. Lancio 2 arcani di quelli buoni. Carte bonus, ok. 3 fiori gli dai a tua sorella. Tanto comunque li scartiamo altro. A questo punto ce li teniamo per una doppia coppia. Per il colore però sono buoni. Torno a guardare Big Bang Theory, mi manca un assaggio e l'ho finito.
buonanotte, buona visione. Buon divertimento. Divertiti. Tanto mo torna tra 5 minuti e a noi comunque fa piacere. È apparso proprio tipo Aldo da sotto. Buonanotte. Francesco ha cacciato il commento solito, che non può mai astenersi. Mi lancio il full. Non siamo abbastanza potenti per il finale. Dici? Sempre, me ne sono accorto. C'è un po' di sgrodol nell'aria. Servono moltiplicatori moltiplicati, così. Serve più moltiplicazio. Facciamo così. Andiamo a toglierci un pochino di cose da qua. Sì, Francesco. Io così li chiamo, Francesco, i moltiplicatori moltiplicati. Quelli là. Io già avevo fatto una combinazione bellissima. Che era questo jolly. Ogni volta che selezionavi un buio mi pare ti dava una carta di pietra nel mazzo. E buono. quest'altro jolly che mi quella che ti dà 0,2505, non mi ricordo, per ogni carta che viene aggiunta al mazzo. Quindi ogni Aspetta un l'ho attimo, portato a aspetta un per attimo, 7, l'ho aspetta un portato. attimo. Faceva tutto lui, faceva. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Questa pure è buona. Però ti tocca togliere qualcosa. Questa sulla lunga potrebbe forse essere un pochettino più utile. Butto là. Allora, pacchettino qua ci modifichiamo. Una doppia coppia. Ci mettiamo un altro po' in sicurezza. Più. La scala. Abbiamo letteralmente svuotato tutto il negozio. Scarta 2 carte casuali per mano giocata. Questa è molto cattiva questa qua. Allora, ti tolgo questi qua. Bello. Ti faccio un bel full. Ricordati pure come scale e colori che fai con 4 carte. Doppia coppia. Una cosa che ci conviene fare o il full o il poker. Il full sarebbe la cosa ideale, che ha per 3. Perché ha la sorella che fa le cose sconce. Abbastanza grossicello. Come disse il saggio, avega nero, com avega nero. Aspetta, fermi tutti. Fermi tutti. Francesco ha detto che hai il codex in sovraccarico. A te. No. Non ho capito perché. Aspetta. No, Francesco, sta andando tutto bene. Perché l'hai detto, Francesco, che è successo?
A me sembra che non sta perdendo neanche pacchetti, Francesco. Prova a aggiornare un attimino il player di Twitch. Che non c'è codec. Pacchetti persi, niente. Allora. Noi il colore quanto ci fa per 2. Perché funziona ora? Boh. Ma che player di merda. Cioè, non so che dire. Lo puoi fare un colore, così. Il problema non è quello. Devi cambiare K, J e J. Il fatto è che 15.000 punti non li facciamo mai. Vediamo. Allora a questo punto vabbè. Aspetta, almeno ce n'è rimasto uno. No. Vabbè, cosa abbiamo sbloccato? Il ballot. Ok. Allora, ragazzuoli belli, noi andiamo a riposare e ci vediamo domani. Poi vi facciamo sapere cosa portiamo e spero poi che settimana prossima riesco a tornare anche a pubblicare i calendari sui vari social. Quindi buonanotte a tutti, buonanotte a Francesco, anche se non se lo merita perché ci ha fatto perdere prima. Va bene, facciamo finta di niente. Buonanotte. Secondo me Christian si è messo là e già si sta analizzando tutto il video fino all'ultimo secondo. Buonanotte a Somor che ci ha raggiunto da poco. Ragazzi, fate buoni, andate a dormire. Buonanotte e a domani.